Buongiorno a tutti, torna Calcio Napoli 24 Live, un saluto da Vincenzo Credendino, come sempre saremo in diretta sul 79 del digitale terrestre e su YouTube, sul canale ufficiale di Calcio Napoli 24 fino alle 14 per tenervi aggiornati con tutto ciò che succede in casa Napoli, ma non solo, parleremo di nazionale. Per la gioia di Riccardo Catapano che andiamo a salutare, anche un po' di calciomercato. Che bello, buongiorno a tutti, buongiorno a Vincenzo Credendino al mio fianco, Emanuele Bernardo in cabina di regia e anche a Bruno Galvan all'ufficio stampa. Vi ricordo anche come seguire le nostre trasmissioni, oltre che sul 79 del digitale terrestre, anche sui nostri canali social, in particolare quello di YouTube di Calcio Napoli 24, al quale come sempre vi invito ad iscrivervi, a lasciare un like alla diretta e anche ad attivare quelle che sono le notifiche in alto a destra con l'ormai famigerata campanella. Ma come si attivano lì? Come si attiva? Allora, facciamo un tutorial, vogliamo fare un tutorial? Sì, allora, tu lancia il pezzo perché chiaramente, insomma, se non lo fai tu è ecco. chiaro, insomma, che non lo fa nessuno, quindi doppio ringraziamento per Ricky. Vado sul canale di Calcio Napoli 24, eccolo qua, questo è il canale di Calcio Napoli 24, giusto? Devi essere bisogna loggato, fare, però, bisogna loggarsi, però qui c'è il pulsante, vedi, iscriviti, esatto, giusto? Ti E questo iscrivi, qui, mi iscrivi, accedi per iscriverti a questo canale, esatto. Mettete le vostre password, insomma così, e poi siete sempre aggiornati con tutto ciò che riguarda lo scibile in casa Napoli. E oggi di cosa parliamo? Parliamo sicuramente delle condizioni degli infortunati. Osimhen e Politano vanno recuperando, non arrivano segnali positivissimi, nemmeno funesti per quanto riguarda l'esterno ex Sassuolo. Ieri vi abbiamo detto che ci arrivavano delle news per quanto riguarda il suo recupero, che potrebbe aggirarsi intorno alle 2-3 settimane. Queste sono state confermate ad oggi. C'è la sosta per le nazionali, quindi una settimana fortunatamente per il Napoli e per lo stesso Matteo Politano viene abbonata. Salterà qualche partita, salterà probabilmente la gara con il Torino, quella contro l'Ajax in Champions League. L'obiettivo magari è rivederlo per la Cremonese. Ad oggi non è un traguardo particolarmente probabile. Più fortunato, tra virgolette, Victor Osimhen, che invece proprio contro la Cremonese potrebbe rientrare da quelli che sono i suoi problemi fisici. Certo è, Riccardo, che sia Osimhen che Politano ad oggi hanno influito in maniera decisiva, importante e fattiva sul buon andamento del Napoli. Viene d'attualità il discorso legato al turnover, alla preparazione, perché quando a inizio stagione, non noi, ma gli esperti di preparazione, di atletica ci dicevano: ragazzi, guardate che quando si fa riposare un calciatore anche per 45 minuti, 60 minuti, lo si fa poi per evitare di perderlo per 3-4 partite. Sì. Ormai dovete entrare in questa mentalità. Poi è vero, siamo a inizio stagione, il fisico di un calciatore è il fisico di un cyborg, sicuramente rispetto al mio. Anche rispetto al mio. Anche rispetto al tuo, però comunque non va messo sotto stress, sì, non va usurato. Vedi Dybala con la Roma, che non ha giocato l'ultima, ha detto: mi sono dovuto fermare per precauzione, se avessi giocato anche solo i pochi minuti sarei rimasto fuori un mese. Quindi anche la prevenzione in questo calcio moderno, dove si gioca di fatto ogni 3 giorni, perché voi direte: vabbè, c'è la sosta per le nazionali, ragazzi, giocano lo stesso 2 partite praticamente in una settimana, quindi continua ad allenarsi, in più ci devi mettere anche lo stress di quelli che sono i viaggi, alcuni anche internazionali. È normale che purtroppo, nonostante siano atleti, nonostante siano allenati, nonostante facciano questo di lavoro e siano anche controllati strettamente dagli staff medici, ogni tanto qualche problemino muscolare c'è. La differenza purtroppo l'abbiamo visto in questi anni. Prima si parlava, sai, in Italia vince la difesa, in Italia vince l'attacco. No ragazzi, in Italia vince chi ha meno infortunati. L'anno scorso per esempio il Milan, o l'anno ancora prima l'Inter, furono bravissimi a gestire quelli che sono i problemi fisici inevitabili quando si gioca una volta ogni 3 giorni, e questo fa tutta la differenza del mondo. Quindi il Napoli non vuole assolutamente correre rischi. Quando vi dicevamo dell'infortunio di Osimhen e parlavamo, sai, Osimhen già scalpita, già vuole tornare in campo, il Napoli è subito stato chiaro con Osimhen: tu non torni in campo se non sei al 100%, perché non possiamo evitare ricadute, che torni magari all'80% la prima partita, tac, ti fai di nuovo male.
Quindi il Napoli su questo è davvero ferreo, per questo leggiamo anche magari qualche settimana in più di stop. Sai, Osimhen si parlava, torna con il Torino, inizialmente erano queste, il Napoli però che sta valutando il recupero del nigeriano, se la prossima settimana non sarà già al 100% in grado di allenarsi con la squadra, Osimhen con il Torino non sarà neanche convocato, non solo non andrà in panchina, ma non ci sarà proprio nella sfida. Così poi come sarà valutato con l'Ajax o eventualmente con la Cremonese. Non si possono correre assolutamente rischi, anche perché ormai siamo a ottobre, praticamente un mese e mezzo e poi c'è la sosta, e in questo mese e mezzo tu devi dare tutto, non puoi permetterti dei passi falsi dovuti agli infortuni. Assolutamente sì, gli altri aggiornamenti riguardano invece il calciomercato. Ragazzi, voi pensate che noi ci perdiamo i vostri messaggi, ma in realtà con calma, poi anche dopo la trasmissione, ce li leggiamo tutti. In questi giorni ci avete chiesto a più riprese di Solbakken, ma Solbakken, qualcuno anche con piglio un po' canzonatorio, Sì. perché chiaramente dopo aver ascoltato le parole di Tiago Pinto, che ormai sono comunque abbastanza risalenti, diceva alla fine il Napoli l'aveva preso e invece non se n'è fatto nulla. Ebbene, questa mattina abbiamo capito che, vero, non è fatta per il Napoli, ma non è nemmeno fatta per la Roma. Fonti vicino al calciatore ci dicono che entrambe le piste sono aperte e che avremo degli aggiornamenti, ulteriori meeting da qui a 40 giorni, quindi per l'inizio del mese di novembre potrebbe definirsi poi anche la vicenda legata a Solbakken. Sappiamo che piace molto al Napoli, sappiamo che piace molto alla Roma, tuttavia entrambe le situazioni sono finite in stand-by anche in virtù dell'infortunio del calciatore. Ebbene, vi possiamo dire che se è vero come è vero che la Roma ha, tra virgolette, preso un po' in giro il Napoli per bocca di Tiago Pinto perché sembrava fatta, ma poi non era così, allo stesso modo non è fatta neanche per i giallorossi. Quindi la situazione è assolutamente stand-by, vi possiamo dare un riferimento temporale, da qui a 40 giorni sicuramente avremo una svolta per quanto riguarda la vicenda Solbakken. Ma questo Napoli serve? Ti dirò. Forse è per questo che a un certo punto è stata messa in stand-by. Dipende dalla gestione che vuoi fare di Zerbin. Sai, io mi aspettavo, Zerbin resta a Napoli ma non gioca mai, e allora magari a gennaio parte Zerbin, anche per questioni di liste alte, è arrivato il Solbakken. Però Spalletti ci sta puntando comunque su Zerbin, soprattutto a gare in corso. Come esterni li puoi rotare, perché Zerbino può giocare a destra o a sinistra, hai Lozano, hai Politano, teoricamente anche Raspadori può giocare sulla sinistra. Io ti dico la mia, a me non dispiace il calciatore, intendo Solbakken. In questo momento però non vedo tutta questa utilità per lui. A meno che poi non vuoi reinventarti Zerbin, magari come alternativa a Di Lorenzo, vendi o dai in prestito Zanoli e quindi vai a prendere un altro esterno. Sicuramente non credo che Solbakken arrivi se non ci sia un'uscita, se non ci sia una cessione in quella zona di campo, quindi diciamo che il Napoli, a Napoli si dice tiene in mano, quindi sta aspettando un pochino l'evoluzione. Credo che il Napoli però stia facendo anche un discorso evidentemente di convenienza economica, questo Sì. lo aggiungo io, nel senso che il calciatore è ad oggi in saldo, diciamo così, perché si avvicina verso la scadenza del suo contratto, quindi Cristiano Giuntoli, da volpe del calciomercato qual è, e l'abbiamo anche dimostrato con la tabella che vi abbiamo mostrato nel corso degli ultimi giorni, ragazzi, da volpe del calciomercato qual è, evidentemente potrebbe pensare di piazzare un colpo anche semplicemente per trovare una plusvalenza. Sì. Oggi se prendi Solbakken c'è un rischio basso di non farci una plusvalenza. Potrebbe succedere, è chiaro, stiamo parlando del pallone che è la scienza meno esatta del mondo. Però la possibilità di arrivare comunque ad un ottimo affare potrebbe spingere il Napoli a tentare comunque l'impresa e a spendere quelli che ad oggi sono milioni di euro, chiariamoci, che però potrebbero fruttare un giorno molti di più, un po' come quanto fatto per Kvaratskhelia. Sì, potrebbe essere un'idea. Kvaratskhelia ha però pagato 10 milioni, si è rivelato un fenomeno, o meglio, si è rivelato un ottimo giocatore, fenomeno, oggi è il suo compleanno, quindi erano altri, vedi, no. il compleanno del fenomeno oggi,
Però si è rivelato un ottimo giocatore, pagato 10 milioni di euro, da qui a un anno evidentemente potrebbe valere 10 volte tanto. Il Napoli è molto attento, ve l'abbiamo mostrato, anche a piazzare questi meno punti. che poi non lo prendi e poi perché sai che magari in estate vendi, non lo so, Lozano, vendi Politano. Esatto. Se sai che magari uno di questi Un acquisto giocatori in piazzato estate prima, gli dai il che tempo si di avvicinano anche alla ambientarsi. scadenza di contratto, anticipi questo arrivo, magari lo fai ambientare per qualche mese o magari lo prendi e lo giri in prestito a qualche altra squadra di Serie A. Magari potrebbe essere anche un'idea perché sai che poi vai a vendere un tuo esterno in estate. Quindi sì, ci può assolutamente stare, però come dicevi tu, in questo momento diciamo non ci arrivano segnali di chiusura imminente né dalla parte del Napoli né dalla parte della Roma, anzi le parti dovranno aggiornarsi a breve. Riccardo, io so che non ti piace parlare di calciomercato, ma quando riguarda te, te la senti di smentire o confermare una notizia? Perché il nostro Marek Hamsik non smentisco ci nessuno, scrive però riporto quelle che sono le nostre notizie. Sky è pronta a pagare la clausola da 50 milioni per ingaggiarti. A me? Marek Hamsik, è vero che Sky è disposta a cacciare 50 milioni per pagare la clausola rescissoria di Riccardo? Ma li dà a me 50 milioni, se da me 50 milioni rescindo io subito, con tutto il rispetto. No, purtroppo sono dei rumor. No, ma che rumor? Che fuffa purtroppo. Sì, falsissimo. Nemmeno gossip. È bufala bufalissima, ragazzi. Mi dispiace, Marek. Non sapevo manco di però guarda, Riccardo potrebbe vedi? fare un po' di melina, Ma non tu sei il tipo che non dice la verità. Ho una clausola rescissoria io, questo non lo sapevo. Questo devi sapere sempre tu, Riccardo. Io non posso parlare. Il contratto non c'è clausola Hai deciso di non affidare la tua procura magari quando faremo i contratti nuovi, se metteremo una clausola rescissoria, 50 milioni evito perché chi cavolo li paga 50 milioni, però magari qualcosina più, 10 euro, ma magari di clausola. Allora ragazzi, leggo Solbakken che è già della Roma, vi ripeto, fonte vicino al calciatore, ad oggi ci hanno detto di pazientare, che ci saranno degli aggiornamenti da qui a 40 giorni, non fatta con il Napoli, non fatta con la Roma. I 50 milioni se li prende Salvio Passante, scrive Marek Hamsik, che è molto informato. Sì. È molto informato. Scusa, troviamo secondo me ha delle ottime fonti, ma non è che è un insider. Non è che questo Marek non è che è Salvio Passante, in realtà è Salvio Passante travestito da Marek Hamsik. No, se non sbaglio il nostro Marek Hamsik, che ci segue da tanto tempo e chiaramente ringraziamo lui come gli altri telespettatori che ci dimostrano costante fiducia, il nostro Marek Hamsik credo che si chiami Francesco. Sì, mi sembra. Me lo disse il nostro Ciro Novellino. Sì. Me lo disse il nostro Ciro Novellino. Altri messaggi ancora in tema mercato si riferiscono sempre a Solbakken. C'è chi dice che sarebbe un buon acquisto e chi dice che invece con Politano e con Lozano sarebbe una sorta di plus che il Napoli non è obbligato, diciamo così, ad ingaggiare. Ad ogni modo noi, in base al lavoro che abbiamo svolto questa mattina, vi diciamo di pazientare ancora qualche settimana per avere di più insomma, per avere lumi sul suo futuro. Francesco, altro Francesco, però non Marek Hamsik, Lauritano, scrive: notizie su Rachmani? Sembrerebbe che la montagna abbia partorito un topolino per quanto riguarda il difensore. Altro infortunio che doveva essere una tegola per Spalletti e invece ad oggi, se non sbaglio, rientra tranquillamente per la gara col Torino, giusto Riccardo? Poi magari sì, da quello che arriva dal Kosovo, sì, dovrebbe rientrare con il Torino, o meglio, ha avuto un problemino dal punto di vista muscolare, però non ci sono lesioni, bisogna ovviamente riposare un pochino in questi casi, tant'è che lui addirittura è in dubbio per la gara con la nazionale, quindi potrebbe recuperare anche per la gara con il Kosovo. Ad oggi, da quello che ci arriva proprio dal Kosovo, ci dicono che non è in dubbio per la gara contro il Torino, a meno che non ci sia poi un aggravarsi della condizione. Però i medici del Napoli sono ovviamente in contatto con quelli della nazionale kosovara per prevenire qualsiasi tipo di infortunio. Andiamo nel dettaglio, leggiamo anche quelle che sono le ultime che arrivano dal Corriere dello Sport. Infortunio Politano, ecco i tempi di recupero, quelli reali. Anche perché gioca sabato il Kosovo con l'Irlanda del Nord. Sì, con l'Irlanda del Nord? Sì, in Irlanda, però in Irlanda del Nord. Quindi Northern Ireland, Kosovo, quindi se è in questo momento in dubbio per quella partita e potrebbe recuperare, penso perché non dovrebbe recuperare per la settimana dopo col Torino. Per quanto riguarda Matteo Politano, la previsione per il suo recupero varia tra le 2 e le 3 settimane. Ci ritroviamo col Corriere dello Sport. Sì. Siamo in linea col Corriere dello Sport, volevo avere un riferimento sempre da parte del CoSport anche per quanto riguarda l'infortunio di Victor Osimhen.
Corsport è un po' più, come dire, ottimista di noi, perché dice bisognerà attendere ancora qualche settimana. Ah, ecco, l'iniziale speranza, perfetto, l'iniziale speranza era quella di ritrovarla per la gara con l'Ajax del 4 ottobre e abbiamo detto anche noi che è complicato, ma la punta potrebbe anche rientrare per la gara successiva di campionato con la Cremonese e qui ci ritroviamo. Pure noi avevamo i grigio-rossi come riferimento Sì, è temporale. come diciamo così, opzione estrema, va, quella al massimo il recupero con la Cremonese, ma lo ripeto, bisognerà valutarlo, soprattutto la prossima settimana. Se ci saranno dei miglioramenti consistenti, magari potrebbe rientrare pure con l'Ajax, però ad oggi quella con la Cremonese la diamo come data utile per il ritorno in campo, che più o meno è anche la stessa data di Politano, mentre avevamo detto Demme dal primo ottobre era disponibile, ieri ha iniziato ad allenarsi con il gruppo, quindi diciamo sugli infortunati stiamo andando bene, pur non essendo medici. L'entourage era in Spagna, lo sai? Di Demme? Per mangiare la paella oppure per... Non lo so, se fanno come Politano che dicono mi piace la paella, però poi è legato al calciomercato, non lo so, però hanno detto in E Spagna. poi lì vedi Politano, piace la paella, però E non è andato. alla fine si sono Però fatti si solo parlava, una ti buona ricordi di mangiata. Demme Valencia? Come no, anche di Politano Valencia Si parlava di Demme Valencia e posso assicurarti che l'entourage era in Spagna sì, negli però ultimi giorni. Demme in questo momento ci serve molto, perché io credo che sia l'unico, seppur con caratteristiche diverse, sostituto di Lobotka, con caratteristiche molto diverse. Sì, perché Ndombele Dombele è non è il suo mezzala, ruolo, Dombele non è è il suo mezzala, o rischi Gaetano in quella posizione, rischi tra virgolette, però non lo so se Gaetano... anche Gaetano è mezzola trequartista, non è un regista. Esatto, Demme invece diciamo è più un centrocampista centrale, più mediano in fase di rottura che di impostazione, però lo può fare quel ruolo. No, quindi ce io l'ha credo- il Sì, trotto, chiamiamolo così, il esattamente. trotto da vertice basso, sai, Quindi quella cadenza, quel Demme passo, ti la serve perché copertura, Lobotka le è geometrie. imprescindibile, ma le può giocare tutte. Quindi Demme in questo momento è molto molto importante per il Napoli. Buongiorno, mi potete aggiornare sugli infortunati del Napoli? Ragazzi, lo faremo, l'abbiamo appena finito di fare e torneremo ovviamente anche in base a quelle che saranno le novità, le ultime, gli aggiornamenti che ci arriveranno minuto per minuto. Intanto possiamo andare anche al telefono con il nostro primo ospite che dovrebbe già avere il nostro Emanuele Bernardo proprio per un discorso di storicità, visto che gli vogliamo tanto bene e che è chiaramente uno dei più valenti colleghi che possa andare a vantare il panorama parte Io non so europeo. di chi stai parlando perché non ho Se la io ti dico scaletta, uno dei più quindi. valenti giornalisti, under... no, non è più under 35, non è più under 35, facciamo under 40. Under 40. Uno dei più valenti giornalisti under 40. Ho capito. Tu hai già capito. Hai visto? E sorrido. E ghigni, e Sorrido, ghigni. mi fa piacere, mi fa piacere. Tra l'altro lui stesso questa mattina sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, hai spoilerato, altro spoiler, ha aggiornato il tutto, tutti anzi, sulle vicende contrattuali di Stanislav Lobotka, Sì. il quale con grande lungimiranza Quando è da scadenza parte del Lobotka? Napoli, e lo sai, il Napoli lo ha rinnovato in tempi non sospetti opzionalmente fino al 2025. Lui bene. firmò un quinquennale, che credo era il 2020 o il 2000 con Gattuso. con Gattuso. 2019. No, 18, 19. Mi sa che era il 19-20. Sì, era 19-20. Firmò un quinquennale. Il mercato di riparazione del 20 era, se non sbaglio. Quindi 19-20. No, aspetta. No, aspetta, no, 20-21, no, neanche. Vabbè, No, ma 20, abbiamo internet, Abbiamo scusate. trasfermare. E purtroppo abbiamo anche un'età a questo punto. No, mamma mia, guarda, incredibile, non ricordo più nulla ormai. Sì, era 19-20. Qua mi porta il 20, il gennaio del 20, quindi 19-20, sì. Era 19-20, firmò quindi un quadriennale con opzione per Sì. estensione da parte del Napoli attivata. Sì. Quindi ad oggi ha un contratto fino al 2025. Sì. Tutto sommato Abbastanza tranquillissimi, tranquillo. tutto sommato tranquillissimi, però è chiaro che quando un calciatore comincia a far girare una squadra in tutt'altro modo, un dirigente esperto come Cristiano Giuntoli sa che è il momento di andare a accontentarlo prima che sia lui a chiedere. Guadagna 2 milioni poi tra l'altro Lobotka, quindi uno stipendio che ci sta. Però facile che se continua così a giugno si presenta, fammi pensare, Lobotka a chi potrebbe piacere? Iniziamo di nuovo con il giochino tipo ieri di Kim.
Allora, devi pensare a una squadra e un allenatore che gioca col play. Uno, devi considerare quello. Ma in questo momento io non ho... Si presenta un Arsenal a caso, Ecco, va bene? buttiamola così. Si presenta un Arsenal a caso che dice, caro Stan, qui ci sono 4 milioni di euro, che per la Premier League è uno stipendio medio. Hanno un po' rotto le scatole in Premier League, diciamo. Hanno un po' rotto i cosiddetti. Si facessero la loro La loro Superlega, Superlega, perché e non venissero a tanto scassare. guadagnano il Però triplo intanto di qualsiasi siamo nel altra libero lega. mercato. Ho capito. Siamo però nel libero dovesse mercato. intervenire un po' la UEFA, perché francamente... Arriva un Arsenal qualsiasi e offre 4 milioni a Stan. Mm. Stan a quel punto mette le cose sulla certo. bilancia e dice io vado a giocare in Premier League, vado a guadagnare il doppio. O anche Secondo me non è qualcosina in giocatore più. da Premier, però. Lo sai. Non lo so, perché non lo so, il più Premier. che il passo, che è vero, magari non è proprio da Premier, lì c'è una rapidità di esecuzione quello e sì. di gioco che No, è lì si gioca in maniera particolarmente adatta. forsennata, quello sì. Stop giro, stop passaggio, Sì, sì, contro sì, questo è movimento, vero. movimento. Lobotka può far bene, secondo me, in un campionato come la Premier, e quindi il Napoli fa bene eventualmente a provare a non dico ingabbiarlo, ma a bloccarlo, diciamo Sì. così, a trattenerlo migliorando l'offerta contrattuale. Credo che, ripeto, ne abbia parlato lui stesso questa mattina sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, e do il buongiorno intanto a Ciro Troise. Ciao Ciro, come stai? Ciao Ciro. Buongiorno a voi, tutto bene? E allora, ci siamo, insomma, il Napoli sta agendo questa volta sì, con grande lungimiranza. In più di qualche occasione abbiamo criticato il Napoli, che si è ritrovato spesso e volentieri a gestire delle situazioni difficili, anche per delle tempistiche sbagliate. Ad oggi, 2025 Lobotka si sta muovendo bene, con un certo anticipo. Sì, anche perché è vero che è 2025, però lo stipendio 1,8 milioni, non voglio fare la propaganda alla Lobotka, ma è basso rispetto a quello che sta facendo vedere in campo. Cioè, credo che è uno stipendio che possa far venire il pensiero a club di livello internazionale per cercare magari di disturbare, no? Pensando poi ad eventuali offerte, perché sembra lontano il 2025, ma in realtà a fine stagione si tratta di 2 anni dalla scadenza. Il Napoli già esercita l'opzione, mi sembra a gennaio, per allungare di un altro anno, perché il contratto, io arrivo a gennaio 2020 e il contratto era fino al 2024, con la solita opzione che mette il Napoli per avere la possibilità di allungare di un altro anno, l'ha fatto anche con Di Lorenzo, però adesso c'è la volontà di discutere nelle prossime settimane di un nuovo contratto con un ingaggio un po' più alto del 1,8 milioni che percepisce ora. Oggi Lobotka è uno dei giocatori più importanti del Napoli, tra quelli che si sente la mancanza quando non c'è. Assolutamente sì, caro Ciro, e io voglio continuare a parlare anche di fatti concreti. Insomma, ieri è uscita fuori la notizia di Kim della clausola a gennaio, che ovviamente abbiamo visto e verificato come non sia fattibile, se ne parla dalla prossima estate eventualmente. Parlando di cose concrete, in ballo in casa Napoli c'è anche la questione rinnovo di Alex Meret. Abbiamo letto anche delle cifre diverse, maggiorate, quindi ti chiedo a che punto siamo per il rinnovo del portiere, che in questo momento anche lui paradossalmente risulta essere fondamentale per il Napoli. Quella è la priorità assoluta, sicuramente è un discorso già avviato, vi posso dire che in estate c'erano già i documenti pronti, ovviamente c'era un out-out da parte dell'entourage, e che lo conosciamo bene, no? Nel senso, arriva Sirigu o arriva un profilo da secondo, certo. Rinnova. Se arriva Keylor Navas, Kepa o chiunque esso sia, non rinnova. Ha rischiato, si parlava addirittura, ad oggi sembra fantascienza, ma in realtà è successo davvero, di prestito allo Spezia, si è parlato di fargli fare il terzo, stando in scadenza di contratto. Ora, visto che la Meret è stato bravissimo a ribaltare questa situazione, o almeno a sfruttare il fatto che non è arrivato nessuno tra Kepa, Keylor Navas e compagnia varia, e quindi adesso sicuramente bisogna procedere per il rinnovo. Credo che sarà una cosa che sarà fatta in tempi brevi. Mi risulta che ci sia anche la disponibilità del Napoli a ritoccare verso l'alto qualcosa di quell'accordo che c'era in estate, quindi bisogna solo aspettare che questa cosa si faccia. Gli operatori di mercato tra la fine del mercato e questa sosta si sono concessi qualche vacanza, quindi
credo che finite questa sosta si andrà avanti per portare a termine questo rinnovo. È l'unico giocatore esperienza nel Napoli, Meret, in questo momento. Sì. Una situazione alla quale quasi non eravamo abituati, che però ovviamente andiamo a salutare con grande entusiasmo. A proposito di pausa degli operatori di mercato, insomma, persone vicine a Solbakken ci hanno detto che ad oggi non è fatta col Napoli, ed è chiaro, ma nemmeno con la Roma, e che, ecco, c'è una sorta di vacanza, tra virgolette, chiamiamola così, e che le parti si potrebbero aggiornare da qui ad un mese. Volevo sapere, insomma, le notizie in tuo possesso, Ciro, sull'affare Solbakken, se piace ancora al Napoli. No, che piace sicuramente. A me risulta che dopo la campagna acquisti estiva, a parte che non c'era proprio più spazio, perché nel momento in cui tieni Zerbin, hai Zerbin, Lozano, Politano, Kvaratskhelia, Elmas adattabile, allo stesso tempo gli spazi in lista Champions erano chiusi, ora ci sarebbe uno a disposizione perché è stato deciso di risparmiare Demme per farlo allenare nei giorni in cui il Napoli sarà impegnato in Champions League, ma comunque non c'erano i margini. La trattativa è diventata, dopo le visite mediche fatte fare proprio dal Napoli a luglio, una trattativa per prendere la scadenza a gennaio, perché il 31 dicembre gli scade il contratto col Bodo Glimt. Da quello che mi risulta, il Napoli ha un po' messo da parte questa situazione, lasciando una via libera alla Roma, se la Roma lo riterrà opportuno. Ricordo anche le parole di Tiago Pinto, no? Che quasi stuzzicava la stampa che l'aveva dato vicinissimo al Napoli, quindi al momento la situazione è un po' bloccata. Poi se nell'arco di qualche settimana, mentre si avvicinerà al mercato invernale, si faranno scelte diverse, lo racconteremo, però mi risulta che era un po' bloccata la situazione, visto che comunque il Napoli nel reparto offensivo ha portato a casa Simeone, Raspadori. Ricordiamoci che Raspadori può giocare anche a sinistra, dovrebbe farlo proprio stasera in nazionale, quindi la vedo dura che possa ripresentarsi questa opportunità. Staremo chiaramente a vedere, restiamo in tema, diciamo così, attualità, a metà strada tra quelle che sono le voci di mercato e quelle che invece sono chiaramente poi le fattive, le prestazioni, ecco, che stanno caratterizzando i nuovi acquisti del Napoli. Ieri abbiamo capito che la clausola di Kim sarà difficilmente azionabile, anzi è impossibile che possa essere azionata a partire già dal prossimo gennaio. Decisamente più diciamo concreto il rischio poi di perderlo a giugno, ma bisogna chiarire che è sempre determinante la volontà del difensore, in questo caso come fu anche di Higuain. Se c'è un club che arriva e paga la clausola da 45-50 milioni, il calciatore poi a decidere se accettare o meno la corte di tale club. Ad oggi però possiamo dire, Ciro, che è stato forse assieme a Kvaratskhelia il colpo dell'estate. Non mi riferisco soltanto al Napoli, ma un po' a tutta la Serie A. Sì, io faccio fatica a trovare qual è il colpo, perché per me è il quadro complessivo che è un'opera d'arte, perché il Napoli ha preso Simeone a condizioni per l'obbligo che sono, io me lo auguro a lui e a tutti, però un po' complicate, mettiamola così, 20 gol in campionato più il Napoli in Champions League, e ha preso Raspadori, è stato bollato come acquisto costoso, ma se non a vedere bene le condizioni lo può pagare nel corso di qualche anno, per il valore che ha, per le prospettive che ha, secondo me l'investimento è giusto. Kim e Kvaratskhelia sono due capolavori, ma anche sull'ingaggio Kvaratskhelia guadagna 1,2 milioni, cosa che credo, ahimè, che possa durare poco questa storia, perché conoscendo come va il mondo, credo che nell'arco entro la prossima estate andranno a bussare, perché per quello che sta facendo nel Napoli. Quindi ha abbassato il monte ingaggi, ha ringiovanito la rosa, sta andando benissimo tra campionato e Champions League, che significa anche qualche risultato che può portare a casa a breve. Cioè, se il Napoli fa 4 punti contro l'Ajax, è per la prima volta nella storia agli ottavi di finale con 2 turni in anticipo, potendosi giocare il primo posto con Liverpool. Quindi parliamo di al di là del singolo, parliamo secondo me di un
situazione complessiva che si tratta di un capolavoro. Poi se devo individuare chi dei due, sono ancora più preso da Kim che rispetto a Kvaratskhelia, perché Kvaratskhelia è un giocatore di talento, bravo nell'1 contro 1, ci sta che possa portare anche subito l'entusiasmo. Kim è un difensore centrale che sembra che giochi nel Napoli da 10 anni, per come si muove in campo. Demme va via a gennaio, Ciro? Non credo proprio. Diego Demme. No, non credo proprio, sinceramente. Dipende poi ovviamente dalle proposte che arriveranno. Cioè, se fai partire Demme devi prendere un altro, perché a centrocampo hai bisogno, visto che sta prendendo ormai definitivamente corpo il 4-3-3, hai bisogno di un giocatore con le caratteristiche di Lobotka, perché non ce l'hai. Puoi adattare in Ndombele, sai bene che non mi convince tanto come idea, ma non ne hai altri. Fortunatamente anche sotto il profilo degli infortuni muscolari sta andando abbastanza bene rispetto al passato, ma non dimentichiamoci che Lobotka l'anno scorso si è fermato 3 volte, quindi hai bisogno di un giocatore di quel tipo. Credo che ormai, visto che non è partito in estate, non penso che possa partire a gennaio. Poi ovviamente se arriva qualche proposta che convince tanto sia lui che il Napoli, e il Napoli ha anche un'alternativa pronta, tutto può accadere. Tra l'altro questo è un mercato di gennaio molto corposo, perché ci sarà 3 mesi per farlo, considerando il mondiale, ma non partirà sicuramente a cuor leggero, perché il Napoli ne ha bisogno di Diego Demme, e soprattutto si è preso pure i tempi giusti per riportarlo al massimo nelle condizioni. Ma può garantirgli lo spazio magari al quale lui ambisce? Ma se vedete come è partita questa stagione, sinceramente lo stanno trovando tutti lo spazio, perché non dovrebbe trovarlo tempo. Cioè, non è il Napoli dell'anno scorso, è il Napoli di una squadra in cui stanno giocando tutti. Poi ovviamente se uno pensa vuole fare il titolare fisso, vuole diciamo avere continuità dal primo minuto, il Napoli non l'avrà. Però se si accontenta del minutaggio che stanno avendo gli altri, vedi anche Ndombele che piano piano sta entrando, quant'altro, credo che lo avrà, perché con le partite ogni 3 giorni ci sarà bisogno proprio Lobotka va preservato, anche perché è un giocatore dalla storia particolare sotto il profilo fisico, e comunque ha 28 anni, non è un ragazzino, quindi credo che anche la rilocazione al centrocampo con lui saranno molto più tranquille rispetto a quanto accaduto nel corso di questi mesi. Quindi penso che ritrovando minutaggio, spazio e smalto a Napoli non gli convenga tanto andare via, a meno che non arriva un'offerta molto importante. Lui ha 31 anni, quindi deve valutare tutto per bene. Tutto chiaro. Grazie mille Ciro per essere stato oggi con noi, un abbraccio. Volevo solo ricordarti una cosa: oggi è l'anniversario di quella partita Memorial che insomma ti ha visto protagonista. Sì, era un po' di anni fa ormai. Sono passati 6 anni, Ciro. Come sì, ti senti a pensare a questa cosa? L'Italia andava ancora ai mondiali. Che cosa? L'Italia aveva ancora giocava ancora ai mondiali all'epoca. Sì. E forse se avessi continuato, Ciro, anche tu quella carriera, ci potevamo trovare oggi ancora ai mondiali. Un abbraccio, Ciro. Ciao Ciro. Grazie a voi. Grazie a Ciro Troisi del Corriere del Mezzogiorno. C'erano tanti poi, insomma, amici che salutiamo in quella partita. Marco Giordano, Andrea Falco, Cenzo Perna. Insomma, la creme della creme in campo. Tutti quelli bravi, tranne me, insomma. Come finì sta partita? Che io poi non... vinsero i rossi. Tu eri blu? Io ero rosso. Vabbè. Io ero rosso, tra i blu c'erano Giordano, Troisi e Perna, e invece io e Falco eravamo tra i rossi, bravi. Così. Però pure noi un memorial CN24, vedi? L'abbiamo fatto. Abbiamo fatto un memorial. Ti ricordi? Vabbè, ma lì era più un amichevole. Non era, no, invece lì facemmo video, facemmo le divise. Sì, sì, fare un memorial CN24. Fu un partidasso. Che noi aperto al pubblico, magari così. Che cosa? Un memorial CN24 aperto al pubblico. Una bella diretta. Ma Salvio Passante lo facciamo giocare oppure no? Come no, con la 10, figurati se.
Facciamo fare ti cede la 10? Gli facciamo la maglia divisa, un tempo con una squadra, un tempo con un'altra. Esattamente. Però poi chi prende Emanuele Bernardo ha già vinto. Ma non difende. Vabbè, però ho capito. Metti un altro che corre là, ti faccio vedere come poi hai le praterie. E allora, ti leggo attacchi sul punto debole. Che cosa? Lo attacchi sul punto debole. Allora, o ti alleni per difendere tu. E allora iniziamo a fare un po' le squadre, facciamo equilibrare. Vai, facciamo, lo chiediamo ai telespettatori, ragazzi, fate le squadre per il Memorial CN24, 5-5, vai. Giovanni, con grande scelta di tempo, scrive: ragazzi, ADL per me deve sempre andarsene, non può competere più a determinati livelli. Facciamo stacco d'immagine e poi inquadra la classifica. Vabbè, però dai, poi magari alla fine c'è un'altra classifica che può inquadrare lui, quindi... Sì, però la scelta di tempo non mi sembra proprio l'ideale, perché però, è vero che sono passate solo 7 giornate. Lo ammiro perché lui, nonostante il periodo sia positivo per il Napoli, è coerente, dice per me comunque ok, sì, stiamo andando bene, le scommesse per ora sono state vinte, però per me in ottica futura... Non so quanto possono andare bene queste scommesse, c'è bisogno di altro per lottare costantemente ad altri livelli. È il suo punto di vista. Io credo che invece con un calcio di idee, in questo momento, perché in Italia bisognerà fare un passo indietro, anche le altre dovranno fare un passo indietro economico, perché se continui a spendere, espandere e non ottenere risultati, poi già siamo al limite del tracollo per il movimento calcistico italiano. Io mi auguro che anche le altre poi seguano, tra virgolette, l'esempio di Milan e Napoli, che fanno spending review, portano avanti idee e comunque stanno ottenendo dei buoni risultati. La Roma, Mourinho l'ha detto, noi abbiamo fatto un mercato da 7 milioni, che non ce lo possiamo permettere. Noi paghiamo tanto di ingaggio, però non ci possiamo permettere i grandi acquisti. E quindi questo ti fa capire di come il calcio italiano o si dà una calmata, fa un passo indietro per poi ripartire, oppure la svolta non arriverà mai. E Giovanni dice la sua, che io rispetto, assolutamente. Allora, sono d'accordo, nel senso che lui dice... guardando avanti al futuro arrivano gli americani e gli arabi e i coreani, ma come si fa a portare avanti una squadra e a competere con una potenza economica di tale levatura? E sono anche d'accordo, però ad oggi comunque nel mondo del calcio in Italia ci sono delle eccezioni fatte ancora una volta dalla sapienza. Adesso sarà un discorso romantico, un discorso ingenuo, dite quello che volete, però se l'Udinese, esatto, anche e soprattutto è quello il bello. Se l'Udinese riesce comunque a far bene e a galleggiare lì tra le zone quasi nobili della classifica, a volte sfiorando anche la qualificazione in Champions League, se l'Atalanta va a Liverpool e vince, vogliono idee nel calcio in Italia, e anche e soprattutto per le idee, quindi voglio dire, di necessità virtù, e sono quelle poi che creano un po' di friccicorio, chiamiamolo così. Il Milan che taglia il monte ingaggi della metà e vince lo scudetto, è un Milan che fa arrabbiare Aurelio De Laurentiis, Claudio Lotito, l'Inter, la Juventus, perché è chiaro, dice, ma come, noi spendiamo, espandiamo e non vinciamo, vince il Milan che taglia il monte ingaggi, allora noi siamo fessi. Io mi auguro, ma infatti mi auguro, ha vinto il Milan l'anno scorso, mi auguro vinca anche il Napoli quest'anno. No, ma in modo tale da dare un segnale, cioè non c'è bisogno di indebitare il calcio italiano fino al collo, anche perché poi ti indebiti, poi in Europa fai le figure barbine, ma che ti indebiti a fare? Inizi a trovare una struttura più solida in Italia, a levarti i debiti, magari con qualcosa in meno, che poi, anche se non arriva il campione, il campionato si livella, ne guadagna lo spettacolo, perché tu comunque hai la storia di calcio italiano. No, magari si livella, abbassi il monte ingaggi, perché è incredibile che la Juventus paghi il doppio del monte ingaggi di Milan e Napoli, in questo momento è a meno, a quanto è la Juventus da Milan e Napoli, è a 7 punti dal Napoli, cioè è una follia assurda. Cioè Di Maria per me è un giocatore meraviglioso, magari farà la differenza, ma tu non puoi pagare un 34enne 8 milioni a stagione per venire a svernare in Italia, ma stiamo scherzando? Cioè è follia, va contro tutto quello che può essere il bello del movimento. L'affare Cristiano Ronaldo, adesso ne possiamo parlare, ma è stato un affare per la Juventus? È stato un affare per il campionato italiano? No, per niente, è stato un bagno epocale. E quindi ben vengano in questo momento, ma non perché io dico vabbè non voglio lottare o sono per lo spending review. No, tu devi fare in questo momento di necessità virtù. Il movimento calcio italiano è con l'acqua alla gola.
è un fallimento su tutti i fronti, è aggrappato con le unghie ai diritti televisivi e stiamo vedendo pure tutti i macelli che stanno succedendo per i diritti televisivi, nessuno parla perché comunque pagano i soldini, nonostante abbiamo passato un primo anno dove le partite si vedevano e non si vedevano e quest'anno non è che sia iniziato col vento in poppa. A questo punto, se vuoi ripartire e vieni da 2 fallimenti mondiali, prendi la palla al balzo, abbassa il tetto ingaggi, abbassa quelli che sono i costi, dai più visibilità ai giovani e ti faccio vedere come in un progetto che non è di un anno, non è di 2 anni, che sarà di 5, di 10 anni, tu tra 10 anni, non dico che sei di nuovo a lottare con la Premier League, che mi auguro si faccia il campionato, a parte perché francamente a quei livelli credo non ci arrivi nessuno, ma potrai tornare a dire la tua anche in Europa. Cioè ci vuole lungimiranza, cosa che in Italia purtroppo chi è seduto su quelle poltrone di comando non ha mai avuto e mai avrà. Non è che mi voglio fare maestro di un qualcosa, ma lo vedo proprio in termini economici e di progettualità l'ABC di un grande manager, che in questo momento in Italia non c'è. Altri messaggi, poi andremo chiaramente al telefono. Secondo voi il Milan riuscirà a mantenere Leao? No. No, ma il Milan è come il Napoli, ragazzi. Cioè, il Milan in questo momento Leao se lo gode. Se l'anno prossimo lo United, il Tottenham, ste benedette squadre inglesi, anzi maledette squadre inglesi, arrivano con 100, 120 o il PSG con 130 milioni, ma anche con 100, il Milan lo vende. Al Napoli, se, non dico l'anno prossimo, se tra 2 anni arrivano 100 milioni per Kvaratskhelia, tu lo devi vendere. Non è che puoi fare chissà che, perché in questo momento è questa la dimensione del calcio italiano. Ci vogliono idee, ci vuole progetto e bisogna guadagnare da queste idee, da questo progetto. Cioè, Kvaratskhelia, purtroppo, io continuo a dire, godiamocelo fin quando sarà possibile. Kim, godiamocelo fin quando sarà possibile. Osimhen, godiamocelo fin quando sarà possibile. Perché è così che deve andare, perché questa è la dimensione del calcio Napoli. E mi auguro che diventi anche la dimensione per un periodo limitato anche in Italia, che vuol dire che si è imparato finalmente dai propri errori. Ti leggo le parole di Khvicha Kvaratskhelia, appunto, che Vai. tu nominavi poc'anzi. Mi sono piaciute molto, sia le sue che quelle di Kim. Una lunga intervista, andremo anche a insomma, approfondire quelle che sono le tematiche nel corso della nostra trasmissione. Come è cambiata la tua vita con l'approdo qui in Italia? Uno dei migliori campionati del mondo, mi sto adattando bene, risponde Kvaratskhelia, i giocatori mi hanno accolto benissimo, atmosfera meravigliosa all'interno del gruppo, qui le persone sono fantastiche, c'è però molto su cui lavorare. Ovviamente il riferimento è alla differenza, no? Questa è un po' più vecchia questa intervista, dopo la Lazio fu fatta. Questa fu fatta dopo la Lazio. Sì, che è stata pubblicata però adesso, perché è un reportage, diciamo un documentario sui guarda, primi allora, mesi di Kvaratskhelia. Vi faccio capire, insomma, qui ecco, c'è il video su YouTube dove a proposito sono stati intervistati anche non solo lo stesso Khvicha, c'è Zaccardo che è l'intermediario che l'ha portato in Italia, su calcionapoli24.it c'è insomma il video è Di Maro, vedi. Raccolto, vedi addirittura le immagini di Di Maro, questo credo che fosse, questo è il giornalista, poi c'è Kvaratskhelia, Castelvolturno. Sì, questa dovrebbe essere stata fatta tra Lazio e Liverpool. Ci sono anche immagini dello stadio San Paolo, la Champions League con Decibel Bellini che fa un resoconto. E infatti guardate poi, eccolo qua, il gol di Simeone. No, vabbè, è giusto un passaggio, vedi, chiaramente non la stiamo mostrando. Siamo ancora nell'alveo del diritto di cronaca, se mostriamo giusto qualche secondo di quello che è un ottimo lavoro che ha fatto 70 Sports, che infatti non andremo a farvi vedere, però chiaramente lo trovate su trovare su calcionapoli24.it e su YouTube. Qui impari da tutti, dice Khvicha Kvaratskhelia, sia dentro che fuori dal campo. Quello che mi curiosiva di più era lo stadio e i tifosi. Stadio stupendo, con i tifosi che lo rendono ancora più bello. Per 90 minuti cantano e non si fermano. Se vai in città e chiedi di calcio a donne o anziani di 70 anni, sanno tutto. Signori, gli anziani di 70-80 anni sanno più di noi. Ma voglia. Gli anziani, ma perché ad oggi... Ci danno un paio di piste. Ovviamente sanno e si ricordano cose che noi chiaramente non possiamo sapere e che le generazioni di oggi non possono sapere. No. Cioè noi con le generazioni precedenti abbiamo un legame più stretto, cioè è avvenuto a noi questo passaggio, questo trasferimento di conoscenze, cosa che noi ad oggi non stiamo riuscendo a fare con le generazioni successive. Quanto mi sento vecchio nel dire questa cosa.
Mi ha detto che ho un buon dribbling, continua Kvaratskhelia, e che gioco bene in 1 contro 1. Ovviamente il riferimento è a mister Spalletti. Sì. Le vogliamo leggere dopo, Emanuele? Che siamo già pronti per andare al telefono. Grazie Emanuele Bernardo. Andiamo a dare il buongiorno a Paolo Facchioni di RTL 102.5. Ciao Paolo. Ciao Paolo. Eccomi, buon pomeriggio a tutti. Grazie Ciao. ovviamente per essere oggi qui con noi. Stavamo leggendo le parole di Khvicha Kvaratskhelia, ovviamente grande calciatore. Con te volevamo parlare di nazionale, però visto che non ci sentiamo da un po', un pensiero anche sul georgiano da parte tua ci farebbe molto piacere ascoltarlo. Non sono originale, ma anch'io vi parlo di grande sorpresa. Onestamente la gran parte degli osservatori, quando è stato annunciato questo colpo, non era molto preparata su questo giocatore, che invece, devo dire la verità, oltre al talento che mi sembra indiscutibile, mi sembra abbia già dimostrato anche grande personalità, grande capacità di calarsi nel calcio italiano. Quindi lo inserisco fra le migliori, forse la migliore in assoluto, sorprese di questo avvio di campionato. E allora parliamo di nazionale. C'è una sorta di blocco Napoli? E se sì, è un aspetto, come dire, che ti piace, che dà la dimensione di un cambiamento, ecco, che sta arrivando. Certo, io poi con una punta di malizia vado a dire in effetti blocco Napoli per una nazionale che è da 2 edizioni che non si qualifica al mondiale. Sì, che però ha anche vinto il campionato europeo poco più di un anno fa, quindi bisogna essere molto severi con la nazionale italiana quando si va giustamente a censurare il fatto che non è concepibile che l'Italia stia a guardare per 2 edizioni consecutive dei mondiali. Però poi dobbiamo anche avere una memoria non troppo corta e comunque ricordare che questa squadra ha saputo andare al di là dei propri limiti e il trionfo di Wembley non ce lo cancella nessuno. Io credo che l'inserimento del blocco Napoli in qualche modo fotografi bene il fatto che il Napoli in questa avvio di stagione è secondo me la squadra più brillante di quelli di vertice. Poi c'è stata qualche partita, tipo il pareggio interno con Lecce, che è stato un po' deludente, però insomma gli inciampi li hanno avuti tutti, il Napoli di grandi inciampi non ce l'ha avuti, e quando ha vinto le partite, a differenza di altre, le ha sempre vinte in modo molto netto e limpido, con una superiorità emersa in modo chiaro durante la partita, e non è stato così invece per tutte le altre. Quindi questo sicuramente rende merito, questo blocco rende merito al buon avvio, all'ottimo avvio di campionato del Napoli. Sull'altro fronte può aiutare l'Italia il fatto di avere comunque dei giocatori che si conoscono e che hanno un'ottima intesa. Questa è un'Italia in difficoltà, è un'Italia che deve rialzarsi da quella delusione gigantesca del non essere andata al mondiale. È stato cancellato via tutto quel affetto, entusiasmo, interesse che invece si era creato durante l'Europeo di un anno fa. E quindi questa nazionale che deve rialzarsi si trova un po' in difficoltà perché ci sono infortuni, ci sono defezioni. Insomma, avere la possibilità di aggrapparsi a un gruppetto di giocatori che si conosce e che è abituato a giocare insieme può sicuramente essere molto utile alla nazionale di Mancini stasera, ma poi anche in prospettiva. Ovviamente tante assenze, Paolo. Leggevo anche della defezione di Ciro Immobile per quanto riguarda la gara di questa sera, che sarà in tribuna. A questo punto diciamo che si spalancano le porte alla titolarità di Raspadori questa sera, probabilmente insieme a Scamacca, quindi quel tandem Sassuolo che non è più di ex Sassuolo che si ritrova. Davvero difesa a 3 questa sera, o credi che alla fine Mancini possa optare per il suo ormai collaudato 4-3-3? Allora, stamattina in allenamento ha provato la difesa a 3. Nella rifinitura di questa mattina ha quindi deciso di varare questa svolta tattica, cosa che ieri sera non sembrava, tant'è che sui giornali di questa mattina quasi ovunque c'è la formazione con il classico 4-3-3. Pare che sia stata proprio la defezione di Ciro Immobile a convincere Mancini, insomma, nella difficoltà proviamo a inventarci qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. Vi confermo che ci sarà Raspadori in attacco, peraltro avrebbe giocato comunque lui, sì. Lui era insieme a Immobile il punto fisso, poi eventualmente il ballottaggio riguardava eventualmente un terzo attaccante. A questo punto invece, se sarà 3-5-2 come pare dalle indicazioni arrivate questa mattina, davanti ci saranno Scamacca e Raspadori, che appunto si ritroveranno, è una coppia ex Sassuolo. Scamacca è nato all'estero, Raspadori
ha cominciato molto bene la stagione al Napoli, e cercheremo di vincere questa partita contro l'Inghilterra, o quantomeno di non perderla, perché la partita di questa sera è importante sia dal punto di vista psicologico, cioè in questo momento, mentre noi con amarezza guardiamo gli altri che fanno le valigie e si preparano ad andare al mondiale, dobbiamo trovare una scintilla per tornare ad avere un po' di passione per questa nazionale. E l'altro aspetto ben più pratico riguarda il ranking e riguarda il fatto che il 6 ottobre ci sarà il sorteggio per la formazione dei gironi di qualificazione al prossimo campionato europeo, e l'Italia rischia di essere in seconda fascia se finisce male il girone di Nations League. Quindi insomma anche per quello speriamo, guarda, ti dico, sono più realista del re, anche un bel pareggio questa sera, magari giocando bene, magari con gli applausi del pubblico di San Siro, potrebbe già essere una cosa utile per andare a ricominciare quella che è una storia che peraltro l'Inghilterra ci richiama, visto che dopo l'Inghilterra abbiamo battuto a Wembley nel luglio del 2021. Anche perché tra l'altro, Paolo, in caso di sconfitta potresti rischiare addirittura la retrocessione nel Pool B di Nations League, che sarebbe l'ennesima beffa, perché in questo momento l'Inghilterra è ultima a 2 punti, l'Italia a 5, poi è l'ultima con l'Ungheria, che in questo momento paradossalmente è prima del girone a 7 davanti alla Germania, quindi sarebbe un'altra beffa, quantomeno non sarebbe un bel segnale, ecco, almeno evitare la retrocessione. Sicuramente. Poi io immagino che i tifosi italiani non abbiano questa passione per la Nations League, quindi non si traccino le vesti sullo stadio nel gruppo A, nel gruppo nella pool A o nella pool B. Sicuramente sarebbe un altro segnale di allarme per questa nazionale, che non si è qualificata per 2 volte per il mondiale, resta a casa da campione d'Europa in carica. Ecco, se i campioni d'Europa in carica dovessero andare nella pool B di Nations League e magari avere anche un girone difficile per la qualificazione ai prossimi europei, insomma sarebbe sicuramente poco piacevole come situazione. Ma come si esce da questa impasse, Paolo? Perché da un lato penso moto d'orgoglio, noi siamo l'Italia, quindi dobbiamo ritornare, dobbiamo farci forza. Dall'altro forse servirebbe alla fine quindi un bagno di umiltà della serie: ragazzi, l'Italia come la conosciamo noi è il passato, ad oggi bisogna semplicemente rimboccarsi le maniche e perdere anche dei concetti che forse ad oggi sono diventati vetusti. Il calcio non è più quello non solo dell'82, ma nemmeno quello del 2006. Sì, anche i giocatori soprattutto, perché quando tu dicevi noi siamo l'Italia, con amarezza volevo aggiungere appunto, cioè le squadre forti sono altre, dobbiamo mettercelo in testa. Comunque anche il livello del nostro campionato è sceso, lo abbiamo visto. L'anno scorso abbiamo vissuto un campionato dove chi ha vinto ha raccolto un jolly per terra e insomma ha sfruttato tanto il fatto che anche le altre contendenti avessero lasciato punti, ma l'Inter e poco prima anche il Napoli sono rimaste agganciate all'idea scudetto insieme al Milan, nonostante avessero buttato via una serie incredibile di punti. 10 anni fa l'Inter e il Napoli sarebbero arrivati a 15 punti da quella che vinceva il campionato, e invece sono state in corsa l'Inter teoricamente fino alla fine e il Napoli appena prima. Questo significa che il livello del nostro campionato si è molto abbassato, perché abbiamo, e questo è un problema per la nazionale, pochi giocatori italiani, specie in attacco, e anche i giocatori stranieri, ormai, a parte l'esempio di Kvaratskhelia, che però è stato un jolly pescato, cioè non è arrivato un giocatore capito, di primissima fascia che ha scelto l'Italia. Quella è stata una scommessa vinta ed è stato bello per il Napoli vincere quella scommessa, ma se noi andiamo a vedere i giocatori stranieri sono o scommesse o giocatori di secondo livello oppure ultra trentenni alla ricerca dell'ultimo contratto. È chiaro che in questo contesto anche la nazionale fa fatica a crescere, bisogna ritrovare l'umiltà. Mancini già ha fatto un miracolo a rilanciare questa nazionale dopo il fallimento del 2018, adesso bisogna ricominciare da capo, speriamo che tutti abbiano la forza e l'umiltà di farlo. Mi sembra che gli atteggiamenti di Mancini, tipo lasciare a casa Zaniolo perché proprio non sembra dimostrare grandissimo interesse per la nazionale, credo che quella sia la direzione giusta. Tanto diciamolo chiaramente, di Maradona a casa non ce ne sono, allora è giusto che quelli che ci sono siano veramente concentrati al 100% sulla causa, con grande umiltà e con grande voglia di ripartire.
Paolo, ultima considerazione su Giovanni Di Lorenzo, su Meret, su Raspadori. Ne abbiamo parlato in ottica nazionale, parliamone anche in ottica, diciamo così, campionato. Il Napoli ad oggi credo che se la giochi probabilmente con il Milan per quanto riguarda la produzione del calcio più efficace, non voglio dire né bello né spettacolare, ma più efficace della Serie A. Tra queste due squadre, qual è quella che, come dire, ti interessa di più, ti ha destato più curiosità? Non voglio dire diverso. Giuro che non è piaggeria nei vostri confronti, ma nettamente il Napoli. Ma proprio anche in modo abbastanza netto e pronunciato, non tanto per la vittoria nello scontro diretto di San Siro, che peraltro ha mostrato un Napoli capace anche di soffrire, difendersi per poi colpire al momento giusto, e anche questa è una caratteristica di una grande squadra. Diffido delle squadre che sono capaci di vincere soltanto dominando le partite, perché è chiaro che tu in una stagione non puoi dominare sempre. Però devi portare a casa il risultato anche quando non sei al 100% o quando l'avversario ti mette in qualche modo in difficoltà. Ma al di là della partita di San Siro, io credo che la qualità e la brillantezza del gioco del Napoli sia stata assolutamente superiore a tutte le altre, anche al Milan, che è vero, ha avuto alcuni sprazzi molto interessanti, però ha avuto anche dei passaggi a vuoto e ha vinto anche delle partite così, diciamo, senza metterci proprio il 100%. Quindi mi rendo conto che sia assolutamente presto, siamo soltanto neanche a fine settembre, bisogna stare con i piedi per terra, troppo entusiasmo può nuocere al Napoli, ma io vi dico che al momento, secondo me, la squadra che è partita meglio in questa stagione è senza discussione quella di Spalletti. Staremo a vedere. Grazie mille Paolo per essere stato oggi con noi, un abbraccio e buon lavoro. Grazie a voi, ciao ciao. Grazie a Paolo Pacchioni di RTL 102.5. Le parole di Paolo Riccardo, contando sulla tua proverbiale obiettività, mi fanno venire in mente un altro giochino. Vai. Più rapido di quello dell'esame dei colpi di Cristiano Giuntoli, ma non per questo meno divertente. Mettiamo sui due piatti della bilancia Luciano Spalletti e Stefano Pioli. Ah, vedi. Li analizziamo, facciamo una sorta di pagella. Che voto gli diamo in valorizzazione dei giovani, sfruttamento in ampiezza della rosa, appetibilità in sede di mercato, comunicazione, gioco? Sì. E mi fermo qua, sono 5. Allora, partiamo dal primo. Dal primo, da sfruttamento della rosa. Secondo me vince Spalletti. Mi piace Tra i due vince Spalletti. Spalletti li fa ruotare quasi tutti. Pioli è vero che ha avuto qualche infortunio di troppo, quindi però è stato vedi, obbligato. Sì, secondo me li ha utilizzati perché doveva utilizzarli, perché molto spesso ha avuto degli infortuni, vedi lo stesso Krunic che altrimenti il campo lo ha visto poco e nulla, Rebic anche lui non sempre è stato utilizzato e per me resta un ottimo calciatore. Spalletti invece bene o male li fa ruotare tutti, quest'anno gli uomini di movimento disponibili, l'unico che non ha esordito è Zanoli, per il resto hanno giocato tutti, quindi per quanto riguarda lo sfruttamento della rosa credo che Spalletti abbia un qualcosa in più, anche nel coinvolgere molti calciatori. Pioli è stato bravissimo a creare un gruppo all'interno del Milan, cosa che Spalletti quest'anno sta rifacendo perché anche lui è partito quasi da zero e fino a questo momento i risultati si vedono, quindi lì metto un uguale. Dal punto di vista della comunicazione, diciamo che a me Spalletti piace fino a un certo punto però, perché quest'anno credo che stia attuando un po' la strategia del mi frappongo tra la stampa e la squadra, magari dico anche il titolo un po' più forte, così tutti i riflettori sono su di me e i ragazzi restano tranquilli. Pioli non mi è piaciuto nel post Milan-Napoli, per quello che ha detto. Io credo che il Napoli non abbia rubato assolutamente nulla, però in generale lo vedo sempre un allenatore molto compassato Pioli, quindi mi piace anche dal punto di vista della comunicazione. Padre Pioli. Forse, a me piacciono le persone un po' più tranquille, anche se Spalletti mi piace il suo modo di comunicare.
certe volte è un po' troppo filosofeggiato, mettiamolo così. Sì, divertente. E se non si fanno contrasti, sì, si vinca alle partite. Ho capito, però non lo so, diciamo che comunicativamente forse nessuno dei due rispecchia il mio canone. Cioè Spalletti è troppo da una parte, Pioli è troppo dall'altra. Che ti piaceva, Sarri? No, lo sapevo. Ancelotti, mi piace Ancelotti. La comunicazione di Ancelotti. La comunicazione di Ancelotti è essenziale, diretta, anche Benitez. Quella è una tipologia di comunicazione che a me piace molto negli allenatori. Perché Pioli è pagato, però poi tende a lamentarsi un po' troppo, cioè il post Milan-Napoli, francamente, ha esagerato. Quindi un ad ora, sfruttamento della rosa, stellina per Spalletti, sì. Comunicazione è un ex equo. Sì, facciamo. Perché non ti convince nessuno dei due? No, nessuno dei due al 100%. Cioè sono due opposti e quindi io mi piazzo proprio nel mezzo. Valorizzazione dei giovani. Valorizzazione dei giovani ai ragazzi Pioli. Perché Pioli ha lanciato dei giovani, cioè Tonali è cresciuto con Pioli. Cioè se Maldini fa quel progetto, se Maldini e Massara fanno quel progetto, sì, è perché sanno che c'è uno come Stefano Pioli. E pensate che avevano scelto Rangnick, che è un altro che con i giovani è un maestro. E invece Pioli ha dimostrato davvero di saperci fare molto con i giovani. Magnani è giovane, pronti via, l'ha gestito benissimo Calulu. E gli trova addirittura il ruolo, gli cambia la carriera. Esatto. Cioè Calulu a Pioli deve accendere 10.000 cieli. Sì. No, all'Urda. Perché? Veramente bravo. Perché infatti io per arriva questo da esterno criticato. Si parla di De Keteler, dicono vabbè ma che date tempo a Pioli che secondo me lo fa diventare forte anche a lui. Esatto, Emanuele Mini. Cosa ha detto in cuffia? Ci siamo capiti io. Mi vede Emanuele Bernardo. Fantacalcio? No, non è fantastico, poi te lo spiego dopo a telecamere spente. Allora, valorizzazione della rosa, abbiamo detto dai, Spalletti, comunicazione pareggio, valorizzazione dei giovani, Pioli, quindi siamo sull'1-1. Sì. Gioco Napoli, cioè Spalletti. Il gioco di Pioli non mi entusiasma, però è pragmatico. Però porta risultato, va bene, però però sai che quante partite del Milan hai visto quest'anno? Diverse, ma anche l'anno scorso. Non è mi dispiace. Cioè, non gioca male. È divertente. Non gioca male. Lasciamo stare l'organizzazione. Il Milan quando ti diverte, però, quando il Milan si distende. Quando il Milan si distende è divertente, perché vedi lo strappo di Teo, lo strappo di Leao, l'inserimento di Tonali, lì è divertente. Però nei big match, per esempio, il Milan, cioè dimmi un big match del Milan, mazza, gioca proprio bene sto Milan. No, non funziona così. Per cui dico, secondo me nel gioco da spettatore esterno, non Calcio Napoli 24 né altro, dici gioca il Napoli su un canale e il Milan su un altro, da amante del calcio in questo momento io ti dico guarda, io mi guardo il Napoli, mi diverte di più il modo di giocare del Napoli. Il Milan è concreto, sicuramente porta risultati, però non è un gioco che mi entusiasma, francamente. È molto fisico. Certo, tu dici, ci sono dei momenti in cui il Milan anche, tra virgolette, spettacolare. Sì, ma perché c'è la giocata del singolo. Cioè c'è la ricerca dello strappo di Teo, ti ripeto, dell'allungo di Leao. Invece il gioco del Napoli, la ricerca, le triangolazioni, il modo in cui si abbassa Zielinski, se la va a prendere Lobotka, le aperture per Kvaratskhelia. In questo momento, calcisticamente, per come piace a me il calcio, diciamo preferisco guardare il Napoli piuttosto che il Milan. Poi se mi dici per raggiungere il risultato ti piace più quello, io ti dico l'importante per me è raggiungerlo, il risultato. Quindi siamo 2-1 per Spalletti. Qual era il quinto? E non me lo ricordo, ma tu poi a me me lo chiedi che io non mi ricordo nulla. Qual era il nulla. Quinto? Vabbè, ma io pure sono più anziano di te. Abbiamo detto valorizzazione dei giovani e della rosa. Comunicazione. Ragazzi, gioco. Dateci una mano voi che sicuramente ci avete seguito. Gioco e... C'era la quinta stellina. Non mi ricordo la quinto aspetto fondamentale. Ragazzi, ricordatecelo voi che io mi sono dimenticato, francamente. E allora intanto dico di andare al telefono. Possiamo andare al telefono con una... senza rompere il telefono, grazie. Si è arrabbiato. Non è Bernardo, si è arrabbiato. Vedi, Tore per esempio dice a me piace il modo di Spalletti di entrare nel tecnico e la spiegazione. Vero, cioè, pure a me piace Spalletti quando parla. Però questo fa parte della comunicazione. Sì, no, a me questo piace nell'aspetto tecnico e il resto che soprattutto quest'anno non lo so, un po' troppo eccessivo.
l'attacco sui giornalisti e quell'altro, e ogni minima cosa si ritorna a quello che è stato detto l'anno scorso, dello scudetto, non dello scudetto, la squadra ha centrato l'obiettivo, ok, però sta diventando un po' stucchevole, nonostante io adori Luciano Spalletti, perché a me piace Spalletti quando parla, però alcune volte, soprattutto quest'anno, alcune conferenze sono diventate un po' pesantucce, mettiamola così. Allora Emanuele e Bernardo, siamo pronti per andare al telefono? Attendo tu, e le conferenze stampa di Spalletti non si sopportano più, un filosofo a volte incomprensibile. Io ne vorrei 100 di allenatori come Luciano Spalletti, 100. Ogni conferenza stampa non è banale, è sempre un evento, sempre interessante da ascoltare, da seguire. Quindi volte troppo. Deve parlare il campo, poi di quello che dice ecco qual è la lettura delle partite. Lettura delle partite. In corso. Quindi cambi, eccetera, eccetera. Quest'anno Spalletti abbastanza bene. L'anno scorso no. L'anno scorso non quindi sempre, Pioli. Quindi dico Pioli. Sì. È un pareggio allora. Ci sta, infatti. 2-2. Sì, ci sta. Siamo pronti per andare al telefono. Salutiamo Giacomo Borrelli del Club Napoli Ostia. Ciao Giacomo, ciao, Giacomo. Buon compleanno! Auguri! No, aspetta, domani sarà non è il compleanno, non è il compleanno di Giacomo. Il Club Napoli. È il compleanno. Come va ragazzi? Tutto bene? Sì, raccontaci cosa stai preparando, cosa stai organizzando per questo evento. 25 anni, proprio da Cassenato. Chiaro, ci vedremo in una location a Ostia che di solito ci ospita per le partite del Napoli, diciamo, per tutti gli associati, quando ovviamente non stiamo al Diego Armando Maradona. E niente, è bellissima festa perché sono 25 anni sul territorio, insomma ho portato la napoletanità qui da parecchio tempo, insomma ormai ero ragazzino, mi ricordo 28 anni c'avevo quando fui eletto presidente per la prima volta e fondammo il club. All'epoca insomma c'era ancora l'ingegner Ferraino che conobbi di persona, e quindi diciamo che sono il collante tra la vecchia e la nuova società, forse uno dei presidenti più storici e longevi di tutto il tempo, insomma, ecco. Sono contento e orgoglioso, ovviamente, vi lascio immaginare che sono ovviamente portato a fare chissà troppe situazioni in questi giorni, perché si avvicina il momento clou e la festa partenopea a cui io ci tengo tantissimo, per la famiglia partenopea che sta qui su tutto il territorio di Roma e non solo, anche nel Lazio, perché verranno anche altri club ospiti miei che stanno in giro per il Lazio e saranno ospiti del Club Napoli Ostia appunto per questa festa. Ecco Giacomo, noi ci siamo sentiti tante volte in passato, ovviamente ci hai raccontato anche quelle che sono le attività dei Club Napoli, in questo caso il Club Napoli Ostia. Parlammo anche di quello che era il rapporto con la Società Sportiva Calcio Napoli, abbiamo fatto più volte degli appelli anche per cercare di riavvicinare. Ecco, a distanza di qualche mese si è mosso qualcosa, i rapporti con il Napoli intesa come società sono migliorati, c'è stato qualche, diciamo così, venirsi incontro da parte della società, soprattutto nel corso dei ritiri? No, guarda, assolutamente no, secondo me sono addirittura peggiorate le cose per quanto riguarda l'aspetto comunicativo, parlo io, e poi ovviamente se ci limitiamo al discorso del club è ancora più consistente questa possibilità futura di poter aprire veramente nei confronti di chi si adopera sul territorio e chi veramente si impone come sacrificio, come dedizione, come passione per i giovani tifosi e via discorrendo. Purtroppo queste sono battaglie perse con questa società, perché la politica societaria è quella di non andare da nessun tipo di club, al di là del club se è più longevo o meno longevo, ad avere un rapporto con i tifosi. Questa è una pecca purtroppo, vi ripeto, poi al di là, a prescindere dall'andamento del Napoli, a prescindere dall'andamento solidale che tutti quanti noi vogliamo che sia determinante per il futuro e per il bene del nostro Napoli, no? A prescindere da questo non c'è assolutamente nessun tipo di rapporto. Posso aggiungere che noi da Roma abbiamo fatto mandare varie richieste e varie mail di invito ovviamente formale ad almeno un esponente della società. Ci avrebbero potuto pure mandare, per esempio, che ne so, il magazziniere del Napoli, no? Per dirne una, invece non ci hanno neanche risposto, ma a livello istituzionale, con tanto di richiesta da parte del Comune di Roma, quindi di che vogliamo parlare? Non c'è sta poco più da parlare, i rapporti sono inesistenti per quanto riguarda almeno i club e
E per quanto riguarda ovviamente quello che intenzionalmente aveva all'inizio il Presidente Laurenzi già ormai 4-5 anni fa, quando a Dimaro disse che sarebbe avuto poi, ci sarebbe stata la possibilità futura di poter incontrare al miniclub. Quindi a differenza di Ferraino questo Presidente non vuole proprio rapporti a 360 gradi. Mi ripeto, non ci sarebbero neanche problematiche, perché noi siamo disposti a dare nome e cognome delle persone, quindi a fare una scheda precisa, tinta e pinta, per far capire che siamo brave persone. Niente, non c'è niente da fare. Purtroppo il Presidente ha questo tipo di politica, che se deve andare da me, che ho 25 anni di storia, dovrebbe andare anche da un altro che, al di là del fatto, è nato magari 3 giorni fa, però lui li considera in questa maniera e secondo me è proprio una scusante quella, ecco, quindi non va bene. Complessivamente qual è il volume di persone che abbraccia i club Napoli in Italia, Giacomo? Ma adesso è ben oltre le aspettative, perché poi è chiaro che i club, voglio dire, si creano e si fondono anche come funghi al momento in cui poi il nostro Napoli ci dà una mano, no? Cioè, a differenza di prima, 25 anni fa, che eravamo 3-4 i club storici, no? È chiaro, adesso saranno, che ti posso dire, sulla carta, perché poi si parla di carta, parliamoci chiaro, perché non è che, cioè, uno può pure scrivere Club Napoli, ipotesi, oggi Bozzi sono 4 persone dentro al club, cioè, non so se mi spiego, quindi possono essere anche 300, possono essere anche 500 i club, ma poi bisogna vedere chi realmente si dà da fare, chi realmente è appassionato, segue con dedizione, fa sacrifici e via discorrendo, perché poi aprire una seta non è semplice, e mantenerla aperta è ancora più difficile. Tutto là, quindi i sacrifici si fanno, il problema è che la società, ti ripeto, io ho provato in tutte le maniere, 5-6 mail, addirittura alla firma Mauro, dove hanno visionato le mail e via discorrendo, non abbiamo avuto neanche una risposta, perché io mi sarei accontentato di dire auguri per i suoi 25 anni, poi arrivederci e grazie, va benissimo, non so se mi spiego, manco questo, quindi di che volevo parlare? Quali saranno gli ospiti, parliamo di note più liete, gli ospiti che ci saranno domani al compleanno, alla festa, al party? Allora, guarda, viene Decibel Bellini, che è un carissimo amico, e questa è la terza volta che ci viene a trovare nel giro di 25 anni, perché è venuto precedentemente in occasione di 2 partite e abbiamo vinto poi tra l'altro, quindi ci tengo a precisare che ha portato pure bene. Poi viene la signora Antonella Leardi, che è una carissima amica ovviamente del club Napoli Ostia, e pure lei in passato è venuta qua. Viene Paola Morra, ovviamente la moglie del defunto Ugo, insomma del compianto Ugo. Viene praticamente Carmine Faraco, che è un cabarettista molto legato a noi, perché comunque la famiglia Faraco sta tutta qua sul territorio di Ostia da una vita, essendo anche loro ovviamente napoletani, no? E niente, poi vengono anche altri personaggi di spessore che siamo in attesa. Poi tra l'altro ci saranno ovviamente le televisioni, ci sarà Rai 3, insomma, e quindi questa è una buona vetrina pure per far capire poi a chi di dovere che mancavano solo loro. Ecco, tutto là. E allora noi comunque portiamo l'invito qui a CN24 TV, ti rinnoviamo gli auguri, Giacomo, a tutto il club Napoli Ostia, e a presto risentirci. Grazie mille, sempre Forza Napoli, e tenere duro che quest'anno è un bel campionato. Grazie mille, Forza Napoli. Dai, per restare in tema. Grazie Giacomo. Bel campionato, vedi, la parolina comunque non la si pronuncia, però vedi, c'è grande fiducia, bel campionato, è quello che ci aspetta. Volevo leggere 3 aggiornamenti che arrivano dal capo dello staff medico del Napoli, Raffaele Canonico, a partire da Matteo Politano, quindi voce ufficiale, signori, sui tempi di recupero. Per quanto riguarda Matteo, ha detto Canonico a Radio Kiss Kiss, ha avuto l'infortunio alla caviglia e ha sofferto parecchio dolore. Dagli esami si è evidenziata una lesione ad un legamento, di solito in questo tipo di KO viene sempre interessato. È una distorsione di primo grado, quindi confermata, con una prognosi di circa 3 settimane. Quanto tempo ci vorrà per rivederlo in campo? Seguiremo i protocolli e vedremo come risponderà. Di media sono 3 settimane di stop, quindi per Matteo Politano la data da cerchiare a questo punto è la metà di ottobre, più o meno. Cremonese anche per lui, credo. Quindi Cremonese anche per lui, Canonico conferma CN24, poi vediamo come evolve la prossima settimana dopo la fisioterapia, subito già iniziata in nazionale. Da valutare, poi da valutare come risponderà ovviamente la caviglia del calciatore. Quindi, però canonicamente... Guarda, se è di primo grado, io sono ottimista.
Perché il primo grado di solito è 2-3 settimane, cioè 3 settimane è abbastanza anche larga come previsione. Secondo grado è verosimile che possa rientrare con la Cremonese. Con l'Ajax non credo. No, vabbè, ma sull'Ajax nessuno di noi ve l'aveva anticipato. La Cremonese credo possa essere verosimile, sì. Leggiamo anche di Victor Osimhen. Cruciale anche per lui la settimana della Cremonese. I grigiorossi, poveri grigiorossi, ci ritroveranno il ritorno o fortunati perché magari non saranno ancora in forma, non lo so, dobbiamo vedere. Cruciale la settimana della Cremonese, ha avuto il classico infortunio del velocista. Qual è il classico infortunio del velocista? No, non è qualcosa che compete a me e te sicuramente sul velocista. Però no? andiamo a leggere. Troppo generoso e per questo si infortuna? Ormai è diventato un tema questo. Il fatto che sia molto fisico credo che un minimo possa aumentare il rischio. Non si tira mai indietro nei contrasti con gli avversari. Tra la lussazione alla spalla e due traumi cranici, il discorso muscolare arrivano da traumi indiretti. Ci può essere anche un contrasto che altera la biomeccanica e scompensa posturalmente. Alla lunga può creare infortuni. Capito cosa sta dicendo Raffaele Canonico? Ti sta dicendo che l'irruenza di Victor Osimhen potrebbe essere un problema non solo sul momento, nel senso che ti butti a testa e noce del collo, veniva così, ti butti con poca diciamo perizia e quindi ti fai male al momento perché dai una testata a Skriniar, o meglio Skriniar ti dà una testata e ti fai male, ma nel momento in cui ti butti così potrebbero crearsi degli scompensi che magari non ti portano ad avere dolore al momento, però ti vanno a modificare tutta la postura e quindi ti creano discorsi muscolari della serie. Se Victor non diminuisce la, come dire, irruenza che lo contraddistingue, potrebbe avere anche dei problemi a lungo termine. No, questa è roba seria. No, se lo dice Canonico, mica ci dobbiamo credere. Pizze e fichi. Vabbè, ma cioè, non è neanche nulla di troppo nuovo, No, io non immaginavo che il gioco di Victor Osimhen, oltre a fargli correre dei rischi al momento, potresse portargli degli scompensi anche a lungo termine. Certo, se questi scompensi a lungo termine arrivano, questo smette di giocare a 30 anni. Ma non credo, non me lo auguro francamente per lui, però è normale che sei soggetto, ma anche, sai, traumatico ma anche muscolare, una ginocchiata su un adduttore magari in tensione e altro, lì sì che ti può portare degli scompensi e ad un cambio anche della biomeccanica, che ovviamente non è il nostro campo, ci mancherebbe altro. Però credo che sia sempre tutto riconducibile al sacrificio e alla foga agonistica che ci mette sempre Victor. Lui si accolla i propri rischi. È quella tipologia di calciatore, non gli si può chiedere di cambiare modo di essere in campo. Magari un po' più di rapidità di pensiero, questo sì, magari per cercare di evitare qualche situazione. Però i rischi che lui si accolla, perché questo è il suo modo di giocare. Io mi auguro per lui che alla fine, a parte qualche problemino muscolare là, qualche problemino traumatico lì, siano sempre questi gli infortuni della sua carriera. Magari lo tengono fuori per qualche settimana, ma che poi lui pronti via, pronto per tornare in campo. Vediamo cosa sarà. Non lo possiamo dire, cioè, in questo momento sono tutte ipotesi, non possiamo dire quello che può succedere a Victor. Riccardo, io ho letto le parole di Raffaele Canonico e già queste mi sembrano delle parole importanti. Sì, ma sono ipotesi. È chiaro che sono ipotesi, però se le dice un medico come Raffaele Canonico vogliamo dargli il peso o non ha parlato nessuno. Mica sto dicendo quello, ma che c'entra, scusami? Che vuol dire questo? Io non sto dicendo quello, ho detto che sono ipotesi, non ho detto che è una certezza che succede a Victor Osimhen. C'è la possibilità che possa succedere, così come non c'è la possibilità che possa non succedere. Non lo posso dire, non è che posso dire Victor, magari c'è il rischio, quindi calmati. Ma quello lo dici a prescindere, dici Victor calmati perché già l'infortunio traumatico è allo zigomo e quello ti fai male. Ragazzi, è il suo modo di giocare, lui deve migliorare dal punto di vista della lettura della situazione, non dell'impeto in campo. Se lui capisce come leggere le letture in anticipo, bene, ma altrimenti se a Osimhen levi l'aggressività che mette in campo, hai tolto il 70%, è un altro giocatore, e quello non gli puoi dire no, gioca col freno a mano tirato a Osimhen, ma che sei pazzo, e perde tutto, è un altro giocatore. Quindi Osimhen non deve diminuire l'intensità, ma deve migliorare nelle letture di gioco. Questo deve fare, e letture di gioco non intendo solo la triangolazione, il dribbling oppure l'andar via senza palla, ma anche nell'evitare determinati contrasti, fermarsi prima,
magari capire in maniera un po' più furba come andare a contrastare in maniera aerea un avversario. Su questo deve migliorare, ma non deve diminuire la propria intensità di gioco. Tore Falango, Osimhen deve imparare ad essere meno craparo, anche lui con un linguaggio particolarmente sì, tecnicamente è questo. Il nostro Tore Falanga, Marek Hamsik, questo. Vincenzo non farà ritirare Riccardo. Ragazzi, No, ma noi siamo sempre d'accordo, ma una volta tanto che siamo in disaccordo fatecelo fare. Che noia queste trasmissioni. Esatto, no, una volta tanto fateci litigare. Tore Falanga, ripeto, ho detto che lui è secondo allenatore che cerca di spostare le conferenze. Ah, ok, qui siamo ancora sul tema tra Spalletti e Pioli. Vedi, è piaciuto il giochino? Era l'appetibilità sul mercato il quinto tema, grazie a Salvatore Onina che ce l'ho Quindi sono 6. L'appetibilità sul mercato. Se ti chiama Pioli o se ti chiama Spalletti. Ma se ti chiama il Milan o se ti chiama il Napoli, però. Vero. In questo momento, ragazzi, il Milan è allora, davanti per storicità, il campione d'Italia e tutto. Allora facciamo sulla stessa panchina. 3-2 sulla stessa panchina, secondo me Spalletti ha maggior sì, perché ha giocato un po' più internazionale. Spalletti, sì, scusami, ha giocato, ha allenato. Vabbè, dici Pioli tu, così facciamo vedere. No, perché poi comunque sennò Aito sembra troppo forzata. E invece non le riprendono sul sito, quindi non è credendino 2 punti virgolette. Facciamolo. Dottor Canonico, andiamo a concludere l'intervento. Sì, Spalletti però in generale tra le società dico Milan per la storicità. Sì, va così. Credo che lui, il fatto di giocare con la maschera, vedi, lo faccia prima di tutto per avere quel plus di tranquillità che la maschera ancora gli dà, sebbene anche il chirurgo gli abbia detto che potrebbe non indossarla da mesi. Evidentemente gli conferisce tranquillità, se sia poi qualcosa di scaramantico andrebbe chiesto a lui stesso. Canonico non si sbilancia su questo aspetto della scaramanzia. Attenzione, in campo contro la Cremonese, quella settimana prima della Cremonese diventa cruciale. Sì. Se la settimana prossima i progressi saranno buoni, la cicatrizzazione della lesione si completa perfettamente, riusciamo a riportarla alla condizione organica e nei valori di forza, la guarigione completa arriva dopo alcuni allenamenti. Il giorno dopo l'Ajax saremo a 28 giorni. Per un infortunio del genere siamo attorno alle 5 settimane, quindi il riferimento resta quello. Eccolo qua, il fatto del velocista, questo volevo leggere. Siamo al 17° giorno di stop. Victor ha tra le sue doti accelerazioni a lungo sui 30-40 metri. Ha avuto il classico infortunio del velocista, una lesione di secondo grado per la gravità dell'infortunio. Il KO l'ha colpito in una zona delicata, dato che arriva a 34-35 km/h in velocità. Vero, bisogna riallenarlo per sopportare certi stress biomeccanici. In questo caso il dottor Canonico ci dà la completezza, ci dà la chiarezza e ci fa capire il perché 34-35 km/h. Il mio booster non ci arrivava a quella velocità. No, infatti ti ho detto questi sono tipologie di infortuni che noi non subiremo mai. Siamo tranquilli. Siamo tranquillissimi. Sotto questo punto di vista la cosa, insomma, René sì però. Emanuele ci arrivi a 34-35. E ha detto che li supera. Sì, vabbè. Il ghepardo di calcio. Ha detto che li supera. La vuoi finire? Sbruffone. Ma è uno sbruffone. Un motorino lo superi. No, ma tecnicamente è bravo così, però io me lo ricordo che non è che è proprio... Forse all'epoca, quando era un po' più piccolino, quando era una giovane promessa. Ecco, vedi, sta dicendo che è più veloce di me. Ti fai vecchietto anche tu. Ovvio, no, che è più veloce di me. Io vado, se possibile, al rallentatore. Sì. Vado a velocità 0,5. Sì, noi andiamo c'è il per 2, c'è anche il meno, c'è il diviso 2. Noi facciamo il diviso 2. Diego Demme ieri ha ripreso ad allenarsi in gruppo. L'avrebbe potuto fare già anche martedì, ma con i tempi ci siamo stati. Aveva avuto una frattura del cuboide sinistro, questo pure è la prima volta che lo sento. In un mese è tornato in gruppo e sta facendo bene. La condizione fisica è ottima, lui si è allenato negli ultimi 10-15 giorni e ora deve ritrovare le dinamiche dei contrasti del lavoro di squadra, ma questo può capitare solo con allenamenti consecutivi. Quindi conferma anche da parte del dottor Canonico del fatto che ormai Diego Demme ci sia e che il tedesco possa, come ci diceva anche Ciro Troise, dare un ricambio anche a Lobotka, che anche lui prima o poi, poverino, diciamo blocca i troll che ovviamente ci sono in chat. Che ci scrivono? Stupidaggini. Questo Domenico. Abbiamo un fine umorista però, dai. Chi l'avrebbe mai pensato a questa stanza? Mamma mia, che burlone, che burlone. Grande Domenico. Ecco. Quel tifoso del Milan. Napoli inizierà a pareggiare con il Torino se non perdere. Vabbè, come quello là che viene dal futuro, che fino adesso ci ha beccato tutte. Chi è?
No, non lo so. Più su. Il nostro Emanuele Bernardo guarda il touch e mi indica addirittura dove arrivare per leggere i messaggi. Fine umorista comunque. Vabbè, possiamo anche farne a meno di un fine umorista del genere. Vi aspettate a gennaio altri 2 colpetti? Ma vediamo cosa intendi per colpetti. Se dici di fortuna, speriamo. Se dici di mercato, la reggo buia. Te lo dico, preferisco i 2 colpetti di fortuna che di mercato in questo momento. Sì, dicevo Oscar Wilde, nella vita preferisco avere fortuna che talento, e noi chi siamo per smentire un grande pensatore come Oscar Wilde, però il discorso è proprio nessuno. Il discorso è che il calciomercato del Napoli in questo momento, ma onestamente, con le risorse che ha il Napoli, con i profili che stanno in giro, che magari potrebbero muoversi a gennaio. Certo è che dopo il mondiale cambieranno molte cose. Ti dico la mia, il Napoli deve già iniziare a pensare alla prossima estate, ma già lo sta facendo. Ti devi muovere con anticipo, ragazzi, se no non ci arrivi a questi giocatori. Il Napoli deve muoversi con anticipo. Il Napoli adesso già, credo, mi auguro, che stia progettando la prossima campagna acquisti, quella dell'estate 2023. Perché è così che una società come il Napoli, con i mezzi del Napoli, può tener botta, può stare a galla, perché Kvaratskhelia lo prendi se ci va in anticipo. Kim era 1 anno e mezzo che il Napoli lo seguiva perché sapeva che Koulibaly sarebbe andato via. E vedi adesso, si può parlare la prossima estate di una cessione di Lozano, una cessione di Elmas, una cessione di, che ne so, un altro difensore, un terzino, vuoi dare Zanoli in prestito e il Napoli deve andare a rimpiazzare quello. Ovviamente poi sapendo che ci sono anche dei giocatori che sul mercato interessano ed interesseranno, perché chi mi interesserà, non adesso a gennaio, ragazzi, non vi preoccupate, non va da nessuna parte, ma secondo me manco in estate. E Kvaratskhelia idem interesserà, quindi il Napoli deve anticipare quello che sono le concorrenti e iniziare già da adesso a pensare a quello che sarà il prossimo. Ma dice addirittura che Kvaratskhelia, adesso è giusto una curiosità, cioè se arrivano 100 milioni Kvaratskhelia parte? No, non arrivano adesso 100 milioni, no, adesso non arrivano ancora, fortunatamente. Poi se arrivano 100 milioni perché ragazzi vuol dire che questo ha fatto i fossi a terra in termine tecnico e quindi lì c'è il rischio, però io non credo dopo un anno solo? No, De Laurentiis non cede dopo un anno, cioè non li cede i giocatori dopo un anno, soprattutto anche per un discorso fiscale, decreto crescita e possibilità di guadagnarci ancora di più, cioè il minimo sono 2 anni e poi dall'anno prossimo si vedrà, bisognerà vedere poi anche da come renderanno questi giocatori, perché adesso ragazzi stiamo facendo i conti su 7 partite. È ovvio che uno come Kvaratskhelia si vedono tutte le qualità e quindi è uno destinato a migliorare ancora di più, però io francamente penso che almeno per i prossimi 2 anni il buon Kvicha, il buon Kim ce li teniamo stretti qui a Napoli, poi magari tra qualche anno, anche perché si diceva, vedi, lo stesso con Koulibaly dopo il primo anno, ha fatto i primi 2 anni, poi è esploso letteralmente, quindi penso che vabbè l'anno prossimo, vabbè ma questa è l'estate giusta, no, questa è l'estate, passano 9 anni, quindi poi bisogna pure vedere il momento. Cioè con mia grande sorpresa, non so se anche con la mia. So se tu te lo aspettavi, ma io dopo la terza stagione dicevo questo è un calciatore a cui il campionato italiano sta stretto, ma chi glielo fa fare di stare qua e guadagnare? Il primo anno di Ancelotti a Napoli, che fece una Champions League monumentale Koulibaly, PSG, Liverpool eccetera eccetera, vabbè, è già andato, ma come lo mantiene questo? E invece è rimasto per altre 2 stagioni, quindi per questo gli dico, noi adesso stiamo facendo delle ipotesi che alla fine sempre quello facciamo, sono ipotesi, poi possono verificarsi o non verificarsi. Secondo me, per come agisce De Laurentiis in questo momento, lui è furbo, sa che se quest'anno, faccio caso, Kvaratskhelia fa benissimo, lo ha pagato 10, te ne offrono 60, te ne offrono 60, 70, dice aspetta un attimo, però in questo momento a bilancio non mi pesa, devo ancora ammortizzare, seppur è un costo, ma facciamoci un'altra stagione, tanto clausole non ce ne hai, magari l'anno prossimo da 70 passiamo a 100, tra 2 anni passiamo a 130, cioè, poi magari no, poi magari ne vale 25 perché è un flop, mi auguro di no ovviamente, però vediamo come andrà a finire. Quando si parla di mercato non possiamo avere migliore interlocutore dell'agente Mario Foglia Manziglio. Ciao Mario, come stai? Ciao Mario. Buongiorno, tutto ok.
Mario, allora, no, volevo prima ringraziare Bruno Galvan, però non l'abbiamo fatto fino a questo momento, dobbiamo invece ringraziare Bruno Galvan per l'ufficio stampa quest'oggi a Calcio Napoli 24 Live. Mario, stavamo parlando di calciomercato, chiaramente il discorso ad oggi è distante secondo me dalla realtà fattuale del Napoli, perché nonostante i nostri tifosi ci scrivano in chat ma vi aspettate qualche innesto a gennaio, noi in questo momento con un Napoli che chiaramente sembra aver trovato le misure sotto tanti punti di vista, gli diciamo che è quasi impossibile, però magari tu che conosci il mercato potrai smentirci. Ma guarda, diciamo che numericamente e anche qualitativamente la rosa mi sembra bella che al completo, però magari potrebbe paletarsi un affare insomma di quelli ai quali Giuntoli soprattutto ultimamente ci ha abituato. Io direi però di monitorare anche la situazione di Lozano, perché penso che possa muoversi qualcosa, magari con qualche cambio anche di allenatore imminente in una grande squadra, potrebbe anche insomma paletarsi la possibilità della cessione di Lozano, che non dimentichiamo è uno di quelli extra budget, no? Imposto, che il Napoli sia imposto, perché decisamente come ingaggio sfora i 3 milioni e magari ove mai dovesse paletarsi la possibilità insomma di una richiesta di Lozano, potrebbe anche esserci magari l'innesto di un giovane. Si è sempre parlato, ultimamente vedo che se ne sta riparlando, di Solbakken, no? Quello del Porto. Magari Tuchel Bayern Monaco potrebbe aprire qualche porta, per esempio, per Lozano, anche se già dalla Germania infatti si inizia a parlare, qualche rumor, se Tuchel dovesse andare al Bayern c'è già pronta una lista e ci sarebbe anche il messicano. Ovviamente siamo ancora agli albori, al pur parler, mettiamola così, Mario. Detto ciò, ti voglio chiedere, Mario, ovviamente da gente affermato quali sei, la questione relativa ad Alex Meret, che adesso sembra essere nuovamente molto molto vicino al rinnovo, però è stata sotto gli occhi di tutti quello che è successo quest'estate, un rinnovo che sembrava fatto, poi il dietrofront della società, le richieste per Navas e Kepa che non sono arrivati, alla fine la conferma di Meret che sta facendo non bene, benissimo, e adesso nuovamente il rinnovo. Ecco, se forse c'è un appunto da fare al mercato del Napoli quest'estate è stata proprio la gestione del portiere friulano, chiedo a te. Guarda, quello sicuramente, anche se poi dobbiamo, non essendo noi gli interlocutori diretti, possiamo soltanto immaginare, perché io ho visto poi un Meret che soprattutto quello che mi ha colpito è la tranquillità e la sicurezza, no? Tutti quanti ci preoccupavamo soprattutto dell'aspetto mentale, no, del calciatore, il quale è sceso in campo, ha dimostrato di essere un veterano, ha dimostrato anche di avere delle doti di leadership e soprattutto delle doti mentali che non si pensava potessero essere attribuite al calciatore, e secondo me, cioè, adesso oggi come oggi la cosa più giusta da fare è blindare il portiere che da quando è iniziato il campionato è stato sicuramente un valore aggiunto della squadra, se solo si pensi ai miracoli che ha fatto a San Siro, soprattutto nel primo tempo. Assolutamente sì, viene quasi da sorridere a pensare che era stato messo alla porta, che si pensava a Keylor Navas, lo stesso Kepa, e invece alla fine il calcio è bello anche per questo, basta una partita, magari lui entra anche più in fiducia e cambia il destino, e il Napoli, senza spendere milioni e milioni come stava preventivando, si ritrova in casa un portiere di grande affidamento. Stavamo parlando prima, Riccardo, sempre di temi legati al calciomercato, in particolar modo al di là di quelli che possono essere gli innesti. Mario ci diceva occhio alla situazione legata a Hirving Lozano. Per quanto riguarda Diego Demme, Mario? Ma guarda, Demme
sicuramente c'erano stati, a quello che si legge, degli interessamenti, no? di altre squadre. La cosa non si è concretizzata. Vediamo, per me è uno di quei giocatori che deve assolutamente, parlo da tifoso chiaramente, deve assolutamente restare nello scacchiere dei 6/7 elementi di centrocampo, perché se solo si pensa, insomma, la carriera di Dem è un giocatore che già soltanto come esperienza all'interno del gruppo è uno di quelli che ti può dare tanto. E io da tifoso spero che a gennaio, insomma, il calciatore possa restare. Innanzitutto ci facciamo gli auguri, perché sembra che sia definitivamente guarito, è tornato con il gruppo, e vedremo, e soprattutto potrà essere, anche se non ha proprio le caratteristiche precipue, no, di Lobotka, che oggigiorno, insomma, è difficile trovare, però può essere sicuramente una di quelle pedine che può far rifiatare Lobotka a magari giocare anche a fianco a lui. Facciamo un po' il borsino del mercato. Oggi quanto vale Stan Lobotka? Lobotka oggigiorno non vale per me non meno di 40-45 milioni, assolutamente. Chiaramente sono cifre dettate dalle grandi prestazioni. Non credo, come dire, Mario, che tu stia portando a dire 40-50 milioni semplicemente per considerare gli aumenti del calciomercato, ma perché effettivamente ad oggi forse non sfigurerebbe nemmeno in una big europea Stan Lobotka. Ma non scherziamo proprio, signori, qui ci troviamo davanti un centrocampista. A un certo punto mi sembrava, in alcune partite mi sembrava di vedere Xavi, neanche tanto Iniesta, ma proprio Xavi, no? Il metronomo del centrocampo del Barcellona. Sono stato sempre un innamorato folle di Xavi. Signori, non scherziamo, è un giocatore che faccio fatica a trovare giocatori oggigiorno simili a lui, ma in tutta Europa, insomma, voglio dire, nel panorama calcistico non ne vedo tanti superiori oggigiorno a Lobotka. E infatti il Napoli sta provando, tra virgolette, a blindarlo. Ad oggi guadagna 1,8 milioni, sicuramente in giro per l'Europa ci sono club disposti evidentemente ad offrirgli il doppio, se non anche qualcosina in più. Fa bene, aggiungiamo noi, il Napoli a provare ad anticipare, tra virgolette, la concorrenza, nonostante il contratto dello slovacco scadrà direttamente nel 2025 e quindi, diciamo così, un po' di tempo c'è ancora. Grazie mille Mario per essere stato oggi con noi. Grazie a voi e vi saluto, e un saluto anche a Bruno. Grazie alla gente. Mario Foglia Manzillo. Leggiamo ancora qualche messaggio, caro Riccardo. Anzi no, c'era un'ultima ora che mi ero appuntato. Ce ne sono due in realtà. Napoli-Liverpool, il questore ha deciso Daspo per 7 tifosi inglesi. Ricorderete tutti gli episodi che hanno visto protagonisti alcuni ultra dei Reds durante la gara con il Napoli nel scorso 7 settembre, chiaramente di Champions League. Alessandro Giuliano, questore di Napoli, ha emesso 7 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive. In Italia però. Ah? In Italia credo. Chiaramente non può avere, diciamo, giurisdizione in Inghilterra. SSC Napoli in ritiro durante la pausa mondiale. Possibile preparazione come d'estate ed eventuali amichevoli. Meno male, va. Sempre canonico però a rivelarlo. Quindi altra fonte ufficiale. Io questa la metterei un po' più in alto. La pausa per il mondiale di quasi 2 mesi, una finestra temporale che può sovrapporsi alla finestra avuta tra la fine della stagione 21-22 e quella 22-23. Periodo di riposo, dopo l'ultima partita a novembre. Poi ci sarà una programmazione come nel ritiro estivo. È il 13 di novembre, se non sbaglio, l'ultima. I preparatori atletici e lo staff tecnico faranno gli stessi calcoli e andranno gestiti i programmi di eventuali amichevoli da gestire nel contesto. Poi un mini periodo di ritiro, cioè andiamo di nuovo a Di Maro, dici?
penso faccia un po' freddino a Di Maro a freschetto, novembre. Dove si va? I Caraibi? Non credo, io penso che si resti a Castel Ricordi Volturno. il Milan faceva preparazione negli Emirati Arabi Sì, Uniti, sì, ricordi sì, d'inverno? sì. Fece tipo un piccolo ritiro Non lì. lo so, servirebbe comunque un posto un po' più caldo forse. Prima di alcuni match per riportare i ragazzi ad un determinato ritmo. Oh, se si va a Dubai io mi offro, lo vado a seguire Te volentieri. lo fai, stavolta è in ritiro Sì, quest'anno. io e te Emanuele, andiamo io e Emanuele. Vabbè, va, facciamola proprio da là. Ci andiamo, sì, Facciamo facciamo CN24 live da là, simpatico, un po' di caldo. Me lo faccio, vi avviso. Andranno, no, come capito, giacca e camicia sopra, Costume, bermuda sotto col costume, subito pronti. Esatto. Poi non sarà un bel vedere, mi spiace per voi, però insomma. Potete farci anche l'abitudine. Gestiti quelli che torneranno dal mondiale a partire dal giorno in cui torneranno tra gironi e fase ad eliminazione diretta. Dobbiamo dire che in questo caso il Napoli ha avuto una certa fortuna, chiaramente toccando tutto il ferro possibile, evitando infortuni e roba del genere, però sono pochi. Non è che il Napoli verrà saccheggiato dalla nazionale. Andiamo a rifarlo, va. Che non mi ricordo quanto Napoli Transfer Market. O 5 o 6 se non sbaglio. Napoli Transfer Market. Anche se c'è ancora qualcuno, diciamo, un po' borderline che bisogna vedere. In odore di convocazione, dici? Ma, sai, tipo Ndombélé, tutto lì. No, Ndombélé non lo so, non che il centrocampo della Francia abbia bisogno di Ndombélé oggi. Con tutto il rispetto per Tanguy, No. Però. No, più che altro pensavo, sai, l'Argentina davanti, come centravanti in questo momento. Cioè, parte Lautaro. E tu comunque hai perso giocatori come Higuain, hai perso il Kun Agüero, ma non è che Simeone può avere una chance se dovesse far bene? La butto lì, in questo momento i centravanti dell'Argentina. Io lascio ancora Dybala, chiaramente, però non è Sì, proprio un però è centravanti, più- è una seconda punta. Come prima punta Manuele Bernardo, ricordami tu che Vediamo Alvarez del City, lo sto prendendo adesso, però però non sta facendo benissimo. non sta giocando forse neanche Cioè, le tantissimo. punte in questo momento sono Julian Alvarez, abbiamo detto, e c'è Lautaro. Il resto c'è Correa, che è più una seconda punta, Dybala, Di Maria, Messi e Nico Gonzalez. Poi c'è qualche trequartista lì e qua, tra il Papu Gomez, tra, diciamo, c'è Lo Celso, c'è De Paul. Sarebbe una bella favola, Però sai, come centravanti, io pensavo Tra l'altra l'altro volta. vorrei fare non i è complimenti che a quelli di proprio- Transfer Market per l'immagine scelta di Simeone. No, Cioè, l'ho vista, sono però. tutti sorridenti, tranquilli così, e Bene, c'è Giovanni bene. Simeone quasi in lacrime dopo aver segnato. Vedi, tutti normali, con espressioni tutto vedi. sommato normali. A Giovanni Simeone hanno scelto di prendere il momento più emozionante della sua carriera, probabilmente. Beh, ci sta, Eccolo ci qua, sta. Giovanni Simeone. Sarebbe il riconoscimento però di impegno, capacità tecniche, tattiche, fisiche, davvero da addetto ai lavori, da giornalista, Sì. di lavoro di andare al mondiale. Tutta la Come vita. no? Però da napoletano magari... Meno. Però Meno. ovviamente gli augurerei tutta la vita di andare a viversi un mondiale. Mi auguro che ci possa stare, diciamo. Vorrà dire che avrà fatto molto 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 bene in questo mese e mezzo. Quindi ci auguriamo. Ricapitolando, ci va Kim, Sì, allora, tornando al Napoli, ci andrà Rachmaninoff, Kim sì ed è uno, Mattias Olivera e siamo a due. Mario Rui. Mario Rui, noi l'avevamo Se ci messo va. fuori, Mario Rui, L'avevamo ma è messo fuori, ma rientrato forse ci nelle va, convocazioni, quindi teniamolo con l'asterisco e quindi siamo a 3. Anghissà col Camerun e siamo a 4. Zielinski con la Polonia e siamo a 5. Lozano con il Messico e siamo a 6. Ed eventualmente il Ciolito forse. No, siamo a 6 convocati il Napoli. Non tantissimo. No, Quello che diciamo. giocatori importanti, però non tantissimissimi. Certo, se fai il conto con quelli dell'anno scorso, magari ce ne sarebbe stato qualcuno in più. Esatto. Di cosa si parlerà oggi al filo diretto, Ricky? Lo sai che ancora lo devo decidere, in realtà. Quindi stay tuned, come dicono quelli bravi, perché sì, quelli esperti, che poi ve lo comunico su calcionapoli24.it, però vi ricordo che a partire dalle 16 fino alle 17, filo diretto, un'ora in vostra compagnia nel format che vede voi protagonisti con le vostre chiamate. Posso fare anche un ringraziamento al nostro Giuseppe Cautiero, Peppe Cautiero, per le nuove grafiche di Calcio Napoli 24 TV, che sono davvero molto molto belle, che io ancora non le avevo viste. Molto belle. Grazie Mi associo. al nostro Peppone Cautiero. Che hai detto, Emanuele? Ha detto è molto bello. È molto bello. Il nostro Emanuele Bernardo ha detto è molto. Gli piacciono le citazioni. Lo so. Noi piacciono le citazioni dei film di De Sica, a lui piacciono le citazioni da Napoli QHS. Del trash. Più o meno Quindi, siamo. d'altronde lui è un
po' trash anche lui. No, però devo dire la verità, bravi anche agli amici di Napoli VHS. Adoriamo, no, ragazzi, assolutamente non stiamo sì. scherzando, sono fortissimi. Siamo giunti alla conclusione quest'oggi di Calcio Napoli 24 Live, quindi ringraziamo il nostro Peppone Cautiere, Emanuele Bernardo il nostro regista, Bruno Galvano all'ufficio stampa e ovviamente Riccardo Catalano. Grazie a te Vincenzo, poi ci ritroviamo ovviamente settimana prossima con Calcio Napoli 24 Live a partire da lunedì, finalmente la settimana che riporta poi in carreggiata fino Siamo a Napoli, sopravvissuti anche stavolta. a Napoli-Torino, ecco sì, esattamente, siamo a noi a sopravvivere, noi sopravviviamo sempre, su quello vai tranquillo. Filo diretto a partire dalle 16, non mancate. Grazie a voi infine, un saluto da Vincenzo Credendino, vi auguro un buon proseguimento di giornata sugli schermi di Calcio Napoli 24 TV.